questa serata magica, una serata importante, una serata non solo di cultura ma anche di valori molto importanti. Prego. Sì, assolutamente, perché dietro a tutto il lavoro ovviamente che c'è nel trapianto, nel ricevente, c'è ovviamente la volontà e l'altruismo della donazione. Treviso in particolare e il Veneto rappresentano delle eccellenze a livello nazionale in termini di cosiddetta non opposizione, quindi la volontà di donare già in vita. Cultura, soprattutto questa passione, questi ragazzi, anche per far capire loro l'importanza della donazione. Si dice che bisogna iniziare da piccoli per far capire veramente il valore della donazione. Ci siamo, non ci siamo, cosa bisognerebbe fare di più? Allora, quello che assolutamente abbiamo visto che fa la differenza è la sensibilizzazione fin dalle scuole. Quindi una volta c'era una sorta di tabù di parlare di morte, di donazione, soprattutto nei bambini piccoli. Invece abbiamo visto che la capacità di apprendimento e di elaborazione è proprio il valore aggiunto che viene dato nel momento in cui purtroppo i familiari devono fare una scelta. Quindi lo stupore quando di fronte alla richiesta donativa si scopre che il ragazzo aveva già espresso in vita la volontà di donare. Questo alleggerisce ovviamente molto le famiglie che già in un momento tragico, probabilmente il più tragico della loro vita, debbono avere anche la forza di prendere una decisione e invece così ovviamente hanno già la risposta da parte del loro caro. Come avete sentito, Diletta Trojan sta cercando di trasmettere i valori della donazione, ma per dare i valori bisogna anche conoscerli. Ecco, qui bisogna impegnare sia la famiglia che i genitori, ma anche la scuola. Esatto, infatti proprio questi eventi di sensibilizzazione servono proprio a questo. Abbiamo voluto mettere come protagonisti, grazie al lavoro della mia comunicazione, la dottoressa Vici, proprio questi giovani artisti, proprio per sensibilizzare e al posto appunto che fare magari altri concerti con persone adulte, eccetera, vogliamo proprio rapportare il ragazzo al ragazzo, no? Quindi sopra il palco mettere ragazzi giovani che si impegnano a sensibilizzare queste tematiche. Secondo noi può essere utile anche dall'altra parte assistere ad uno spettacolo del genere proprio condotto da giovani talenti. Grazie e un in bocca al lupo. Veramente. Lupo, grazie. Mercoledì 23 ottobre si parte con chi? Con la dottoressa Diletta Trojan, direttore Banca dei Tessuti Veneti, perché abbiamo anche il direttore artistico dopo, che spiegherà l'importanza di questa serata per far capire l'importanza della donazione. Abbiamo fatto passi in avanti, non siamo ancora al top, ma un po' alla volta ce la faremo. L'importante è dare visibilità a questi eventi che sono prestigiosi. Avevamo quella sera Sinfonie di un dono, questo viaggio musicale per un sì alla vita, con l'orchestra Giovani Musicisti Veneti, diretti dal maestro Francesco Pavan, ed è stata una serata meravigliosa. Guardate, è stata un qualcosa veramente che fa capire l'importanza anche di conoscere, di far capire cosa c'è nel territorio. Saluto anche il dottor Adolfo Favaretto, direttore oncologia medica ULSS 2 Marca Trevigiana, c'è essere con noi. Grazie dottor Favaretto anche a lei, penso che anche lei riguardi questa trasmissione, questa puntata in particolare dove c'è la dottoressa Diletta Trojan, direttore Banca Tessuti del Veneto. E partiremo proprio con la dottoressa Trojan per far capire l'importanza di questa banca dei tessuti. Qualcuno non la conosce, ancora non lo sa, l'importanza della comunicazione. Complimenti, ho rivisto l'intervista e avete capito chi risponderà adesso. Prego, dottoressa. Allora, innanzitutto buongiorno e grazie a te Mirella per averci così aiutato, insomma, a far conoscere la nostra realtà in questi anni, e anche oggi con questo evento appunto è un piacere parlare e condividere il nostro lavoro. Fondamentalmente, partendo dall'evento, l'evento è stato fondamentale per sensibilizzare dai più piccoli ai più grandi l'importanza di donare, quindi non solo gli organi ma anche i tessuti umani, perché questi in alcuni casi rappresentano proprio l'unica opzione terapeutica per un paziente. Pensiamo ad esempio alle valvole cardiache per le gravi malformazioni pediatriche, pensiamo alla membrana amniotica per i grandi ustionati. Pensiamo visto che abbiamo il dottore collegato, ai segmenti ossei per chi ha tumori importanti e quindi deve fare poi chirurgia ricostruttiva, quindi ripristinare un'intera parte, diciamo, del corpo. E quindi ecco l'importanza di donare. Spesso perché facciamo questi eventi? Perché ci siamo resi conto che nella maggior parte dei casi
la gente non ci conosce, non conosce questa possibilità. Si conosce molto bene la donazione di organi, che avviene però solo in alcune situazioni cliniche, ma la donazione di tessuti può avvenire in un bacino molto più ampio, banalmente anche dalle donazioni da vivente. Spesso non si sa che si può donare la placenta o si può donare una saffena che è in più nel corpo umano. Spieghi cos'è la saffena, perché dobbiamo che tutti capiscano la dottoressa Troian. Ecco sì, la saffena ad esempio è un pezzettino di vena che viene rimosso, no? Sapete quando uno ha la gamba con tutti quei grovigli di vene, viene rimosso e noi riusciamo a salvarla, quindi al posto che buttarla nel cestino la salviamo per i bypass, invece in persone che ne hanno troppo poca o hanno una lesione, un incidente, qualunque cosa, una malformazione, che appunto non riescono più a far fluire il sangue e quindi noi ricostruiamo quel condotto, lo salviamo, quindi un tessuto che andrebbe scartato. Certo. Ecco, quindi un po' questo è il senso del nostro lavoro. Capite perché vi dico sempre che siamo a scuola tutte le mattine con Sveglia Veneti e quante cose apprendiamo. Allora sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Adolfo Favaretto, direttore Oncologia Medica ULSS 2 Marca Trevigiana, anche di questi eventi per far conoscere, per capire l'importanza della donazione e quello che c'è anche nel territorio, perché magari qualcuno non lo sa, anzi molti a mio avviso. Ma andiamo avanti. Prego, dottor Favaretto. Sì, grazie. La donazione è estremamente importante. Noi come oncologia possiamo partecipare relativamente a questo tipo di programma perché i pazienti nostri che hanno una neoplasia non sempre si possono donare gli organi, quelli più importanti, però ad esempio la donazione delle cornee è una cosa che si utilizza anche da paziente deceduto con neoplasia, ecco, per cui si può fare, mentre organi come il fegato o polmone o altri cuore, ecco, non sono così facilmente utilizzabili. Dall'altro possiamo, come diceva la dottoressa Troian, essere partecipi sull'altro versante, quello appunto della donazione. L'esempio citato era calzante. Per le ricostruzioni ossee ci sono sempre di più in soggetti giovani con soprattutto i sarcomi, gli osteosarcomi, la possibilità di ricostruzioni molto dettagliate, molto precise e in più anche adesso anche nella chirurgia delle metastasi in alcuni setting particolari si può utilizzare con la ricostruzione. Ecco. Vede, dottor Favaretto, lei ha usato un termine molto corretto, ha detto non sempre si può fare, ma non ha detto non si può fare. È questo perché a casa il morto si vede sempre come una cosa che non c'è più, che non si può più fare niente. E questo è il messaggio che io voglio dare invece al mattino. Cosa si può fare anche dopo la morte? Cosa si può fare quando questa persona è deceduta? Io ho fatto una gita con i diversamente giovani, dottor Favaretto, lo dico anche alla dottoressa Troian. E durante il pranzo, sì, siccome Mirella è così, durante il pranzo ho voluto capire se queste persone, anche molto attente e delle volte anche preparate, erano intrigate a parlare della donazione. E quello che ho capito è che sanno pochissimo. Quasi tutti mi dicevano: decide mio figlio perché non so niente, decidono i miei familiari perché mi non vo combattere, non mi ha detto niente nessuno. Allora io anche col professor Cozzi, che ho avuto ospite di Padova, che di trapianti penso sia uno dei leader, ho detto: ma mi scusi professor Cozzi, ma perché non andare anche nelle RSA e spiegare invece l'importanza della donazione? Tu spieghi, poi vediamo cosa succede. Perché loro sono intrigati, vogliono capire. Certo che se nessuno spiega loro perché poveretti a quell'età vuoi parlare di queste cose. Invece io ho visto che le persone, e vedo anche durante la trasmissione, dicevo anche alla dottoressa Troian, diritto internazionale, cosa fai vedere Mirella, cosa fai sentire? Poi arrivano le telefonate che ringraziano il professor Marella di aver spiegato cos'è il diritto internazionale, che in questi giorni ne abbiamo sentito e qualcuno sa di cosa si parla.
Ecco, questo è lasciare sempre la terza età in balia di quello che si vuole far capire, far sapere. Non è sbagliato. Sentiamo anche la dottoressa Troian, poi sentiamo anche il dottor Favaretto, invece di far capire a queste che sono vive ancora, perché non tutti hanno l'Alzheimer o malattie che non riescono a capire, demenza, sono persone che hanno il diritto di capire. È loro il corpo, è loro che devono decidere. Il figlio, per carità, ci si confronta, ma so di cosa parlo. Prego, dottoressa Troian. Oltre ad essere verissimo quello che stai dicendo, ti confermo che la donazione dei tessuti negli anni, ovviamente proprio perché gli studi sono andati avanti, le tecniche sono più innovative, siamo arrivati a poter prelevare completamente un donatore fino a 70 anni. E a dure le cornee possiamo andare quasi fino agli 80, per dire, e anche con gli organi di conseguenza. Però per dirti, quello che dici è verissimo, mentre una volta c'era questo tabù che sembrava che se appunto una persona non era più giovane non poteva donare, noi in realtà con le tecniche innovative riusciamo appunto, normalmente il nostro limite d'età è 70 anni, ma possiamo prelevare anche le vene, per dire, e la donazione da viventi è uguale, per non pensare che uno debba decedere. Certo. Le teste di femore, quindi una parte di osso, può donarla fino a 70 anni senza nessun tipo di problema, quindi è verissimo. Anzi, devo dirti la verità, ovviamente se la persona che comunque dona è molto giovane, ovviamente possiamo prelevare magari anche più tipologie di tessuti, però il momento è devastante per la famiglia, quindi ovviamente diamo un carico ancora ulteriore. E di questa l'importanza anche di mettere sul palco il giorno del teatro tutti i giovani, in modo che potessero crearsi questa sinergia tra dire: guardate, io con la musica vi spiego cos'è la donazione, e poterla appunto diffondere ai loro coetanei. Però assolutamente diciamo, la persona diversamente giovane, chiamiamola così, ovviamente può donare, anzi è bene che lo faccia. È bene che lo faccia. Dottor Favaretto, come commenta? Prego. Beh, non posso che associarmi a quanto ha detto la dottoressa Troian. Volevo fare anche anch'io una domanda, però che riguardava la tipologia di pazienti che tratto io. Ecco, se diciamo, era cambiato un po' diciamo così, anche l'atteggiamento nei confronti appunto della donazione da pazienti neoplastici per altri organi, ecco, a parte le cornee. Dottoressa? Allora effettivamente questo è un po' ancora, siamo ancora in studio, diciamo, perché la preoccupazione ovviamente principale, come diceva giustamente prima il direttore, è quella di dare comunque tessuti sicuri, quindi quello non deve mai venire meno. Detto questo, ovviamente i pazienti con metastasi, tumori in fase attiva, quindi carcinomi in fase attiva, cancri, ovviamente almeno per la donazione di tessuti al momento il pericolo, diciamo, che si possa poi trasmettere una patologia ricevente è troppo alta. Però, come diceva giustamente prima il direttore, ad esempio i tessuti oculari, salvo alcune patologie neoplastiche, la maggior parte dei pazienti tumorali insomma possono donare le cornee. È anche vero che invece stiamo facendo con un gruppo di lavoro, stiamo lavorando nel cercare di assegnare un rischio a questi donatori per capire, ma ovviamente è il direttore l'esperto, ci sono alcune tipologie ad esempio di tumori, ad esempio quelli in situ, quindi vuol dire che si rimangono lì, mi viene in mente ad esempio magari quello della cervice o quello delle corde vocali, ma insomma non voglio addentrarmi nella parte oncologica, che qui abbiamo l'esperto, possono donare anche i tessuti, però dopo aver appurato che questa patologia sia rimasta lì, quindi è sempre bene consultare la banca tessuti, perché in alcuni casi in realtà si può, se ovviamente c'è una patologia neoplastica conclamata metastatizzante, ovviamente i tessuti umani proprio per il pericolo del ricevente non possono essere donati. Allora, dove si trova questa banca dei tessuti? A Treviso, vicino all'ospedale Cafoncello, siamo proprio lì, insomma, all'interno appunto del perimetro, e quindi sì, quindi se ha piacere a qualcuno a venirci a trovare, a noi fa più che piacere, insomma, basta contattarci, giusto che così ci prepariamo, e anzi vi invitiamo a venire a vedere, ecco, cosa succede anche. È comunque una bellissima sede. Prego, dottor Favaretto. È comunque una bellissima sede.
È una bellissima sede, dice il dottor Favaretto, Grazie. e questo fa ben sperare. Apriamo il centralino, Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Solo che vedendo sta ragazza, sta dottoressa, con l'entusiasmo che anche mette su quello che vuol fare per aiutare gli altri, è già ammirevole. Dovremmo fare una pubblicità come chi fa con la Coca-Cola o col vino, queste robe che qua, per televisione, anche a Pavia e altre ragazze che ne mette tutto il suo entusiasmo proprio per salvare la gente. Queste le robe che avremo da far passare anche per i giovani. Questi esempi qua, queste robe, queste qua, la cosa che siete più vero, sapere che anche da morto ti può fare del bene, ti può fare un'azione pregevole, aiutare gli altri anche in punto di morte. Ti muori più volentieri. E le robe belle qua, diffonderle, mi sono insegnate. Queste robe che ne capisco, sa perché uomo in casa di problemi, va bene, andavamo a donare il sangue negli anni 60, chi ne dava la bistecca finiva a donare il sangue, per dire. Ma era un atto quotidiano, ci ti sentivi un eroe, per dire. Neanche andavamo per i parenti, per conoscenti, però andavamo. Ma le robe da diffondere nelle scuole, queste sono le robe da insegnarle. Ma le robe semplici, non gli costa niente e ti fa bene al cuore. Perché ti ha fatto un bene così, su una giornata, ti ha donato qualche cosa per gli altri del tuo corpo, ti vai in letto, non ti serve il giorno per dormire, ti dormi tranquillo. Proprio se ti zonfa il cuore, di gioia. Grazie, ora, caro Rinaldo. Ragazzi, avvicinare queste robe, perché queste sono le robe della vita, non è la cosa di andare a mangiare e bere. Anche cada bisogno sta giovane, va bene, facciamo strani anche agli altri, però i nostri principi sani. Grazie Rinaldo, vado avanti perché devo far vedere tante di quelle cose questa mattina. Allora andiamo a sentire invece, dopo ripristiniamo anche il collegamento col dottor Favaretto, andiamo a sentire cosa ha detto invece il sindaco di San Biagio, che era presente a quella serata. Pochi amministratori, a mio avviso dovrebbero essere stati tutti quanti, ma sì, scusate. Andiamo a sentire cosa dice il sindaco di San Biagio di Calalta, che è molto importante anche sentire questa testimonianza. Siamo con il sindaco di San Biagio di Calalta, Valentina Pelon, che ha capito l'importanza di essere in una serata molto particolare. Perché il sindaco ha deciso di venire a questo concerto che non si sentirà solo la musica, vibranno anche le note del cuore, le note del trapiantato, le note della persona che ha bisogno di essere supportata proprio con queste donazioni. Prego. Davvero con grande gioia ho deciso di accettare di partecipare questa sera, perché queste iniziative sono dei momenti molto positivi che hanno bisogno anche il sostegno da parte nostra in qualità proprio di amministratori. Chi fa del bene alla società lo fa in tantissimi modi e questa sera ne è un esempio bellissimo e assolutamente concreto. Quindi sposo in pieno la causa e speriamo che questi progetti possano essere riproposti anche nei nostri territori. Lei è arrivata anche con l'assessore al sociale perché ha capito l'importanza di trasmettere questi valori. È un assessorato importante. Ecco, cosa ha scelto come assessore e perché ha capito l'importanza questa sera ci sia anche l'assessore al sociale a questo concerto? Beh, affrontare il sociale lo si può affrontare in diversi modi. Uno di questi lo è proprio con la musica, perché l'espressione delle proprie qualità, delle proprie capacità, dei propri talenti insieme in una grande orchestra arricchisce il nostro modo di essere e di pensare. I temi sociali oggi sono fondamentali, importantissimi nella nostra società, ed ecco che credo sia opportuno che anche chi fa amministrazione affronti ogni giorno questi temi, non li guardi solo da un punto di vista delle difficoltà ma anche delle opportunità. Grazie Sindaco, e veramente speriamo sia una serata importante perché veramente si respirerà il valore della società questa sera, ecco, il profumo della comunità la chiamo io. Grazie e veramente buona serata. Grazie. Che brava che è la Mirella quando viene fuori queste parole, il profumo della comunità, chissà dove che mi viene fuori storie. Abbiamo Marisa da Mansuè, vai Marisa. Sì, buongiorno. Ho sentito una notizia ieri sera, spero che non sia vera,
per il dottor Lamon, oncologo, perché io sono stata operata proprio da lui a Treviso 9 anni fa e mi hanno detto che ha un tumore al cervello, che è di animazione. Volevo sapere se è vero, ma le notizie brutte sono sempre vere. Sono notizie che non so se si possono dare perché c'è una privacy che va, non so come vuole rispondere il dottor Favaretto. Prego, dottor Favaretto. Allora sì, il dottor Lamon so che in questo momento passa un momento poco felice, ha un problema medico, però ecco, non credo che si possa Esatto. parlare, ecco, dire più di questo. Ecco. Quello Questo che momento traspare, sì. dottor Favaretto, però il fatto umano dei pazienti anche che vogliono molto bene a queste persone. Ecco, dobbiamo anche perdonare delle volte se magari alzano un po' o passano l'asticella, perché è proprio il fattore umano. Lui ha fatto tanto per me, io mi sento male, sono molto dispiaciuta, ecco, una notizia che mi ha sconvolto. Ecco, questo è il messaggio, ecco, che non è che il paziente sia solo che vediamo, e qua mi allaccio, dottor Favaretto, solo la persona che aggredisce il sanitario ormai. No, ci sono queste persone che non finiranno mai di ringraziarvi. Capisce, dottor Favaretto, perché capisco la telefonata di Marisa, perché questa trasmissione dà voce a tutti e la voce è anche sentire delle volte, ecco, questa persona che dice invece grazie al medico, tante volte succede proprio perché capisce l'importanza di essere ascoltato e accompagnato in un percorso anche molto difficile. Ottobre, il mese della prevenzione, com'è la situazione, dottor Favaretto? Cosa ci vuole dire questa mattina? Diciamo, l'ottobre siamo ancora nel mese, perché ci sono state parecchie iniziative, soprattutto per la mammella col mese in rosa, e diciamo, iniziative anche portate avanti dalla Lega Tumori, dalla LILT, quindi Treviso, che è molto attiva, ma poi anche altre iniziative che hanno coinvolto la nostra Breast Unit, dove si fa, diciamo così, a tutto tondo la prevenzione, la cura, anche la riabilitazione, diciamo così. Si affronta la neoplasia mammaria che, ricordiamolo, è la più frequente nella donna, ma risulta la più frequente, ecco, anche in senso assoluto, ecco, perché è veramente molto diffusa. Per fortuna con diciamo, con lo screening, con la prevenzione, con la sensibilizzazione anche attraverso queste trasmissioni, le persone, le donne sono in particolare, ma riguarda anche l'uomo, anche se in misura minore, la prevenzione in qualche modo viene fatta, la gente è più sensibile e accetta partecipa, ecco, a queste iniziative di screening e diciamo il tumore viene scoperto in una fase più precoce. La regione Veneto è anche una di quelle regioni dove diciamo c'è una particolare sensibilizzazione. Lo screening è stato esteso oltre i 70 anni fino ai 75 e da pochi giorni è stata abbassata anche la soglia dai 50 ai 45 anni per, diciamo così, lo screening mammografico, e questo, diciamo, sicuramente è un punto a favore. Dottor Favaretto, questo perché avete capito che forse c'è un'età anche inferiore a quella che si imparava, dove che veramente la prevenzione bisogna farla? Allora, diciamo, la soglia, diciamo così, o si è abbassata o comunque siamo anche più pronti ad affrontare, perché è uno sforzo molto importante quello dello screening. Non sempre si riesce a poterlo fare su numeri così grandi, cioè come la popolazione veneta, per cui bisogna abbassare diciamo, l'età, significa
fare tantissimi test magari per non ottenere poi un riscontro particolare, perché se la malattia non è abbastanza diffusa nella popolazione, lo sforzo, diciamo così, non vale la candela, nel senso che c'è tanto lavoro e poco riscontro. In realtà, diciamo così, i dati sono assolutamente a favore dell'abbassamento dello screening, non sotto i 45, adesso dai 50 ai 45, mentre diciamo per età inferiori ci devono essere dei fattori di rischio familiari o altri, diciamo, ma essenzialmente familiari, che richiedono poi lo screening, ma sulle specifiche persone, ecco, non è di popolazione, ma è sulle singole persone. Ecco, questo è un po' il discrimine. Sandra da Padova, dottore, la interrompo se no mi cade la linea. Adesso abbiamo anche il centralino. Vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli illustri ospiti. Sì, ha ragione il dottor Favaretto, la prevenzione è essenziale per curarsi, perché succede, io conosco le persone che non vanno neanche a farsi nessuna visita, anche più giovani di me, e lì è questione, non lo so, di carattere, di mentalità, cultura, mettiamoci tutto. Volevo, Mirella, dire una cosa che scinde da quello che è l'argomento di oggi. Io domenica, di solito domenica, delle volte esco e delle volte no, ero a casa e sulla 7, che non è che mi piace molto come rete televisiva, però c'era il giornalista Cazzullo, che io ammiro molto per la sua cultura, storica. Per me è uno dei più bravi giornalisti che ci sono, leggo molto di lui. A parte questo, le mie considerazioni, ha fatto 2 ore con vari interventi di altre persone preposte all'argomento delle 5 giornate di Milano. Beh, Mirella, io l'ho studiato a scuola, penso tutti, però era una cosa molto succinta. Ho scoperto delle cose che io sinceramente non sapevo, perché la storia, sai anche te, è molto varia e nelle scuole, cioè anche i licei, più di tanto non c'è. E devo dire che è stato molto interessante. Allora io direi una cosa, ma perché nelle scuole non fanno magari una volta al mese un pomeriggio in una sala, o anche cioè, come si faceva una volta il filmino nelle elementari, mi ricordo, a far vedere queste cose, perché io credo che la cultura storica, geografica, delle medicine, di tutte queste robe sarebbe molto interessante, perché ci sono dei ragazzi, scusami Mirella, io delle volte vedo delle interviste in varie reti televisive che non sanno neanche chi è il Presidente della Repubblica, non sanno niente, però se gli chiedi chi è il cantante che è andato a Sanremo lo sanno tutti. Allora, per carità, è giusto, l'età è quella che è e vivono anche spensieratamente in questo contesto di social, però io credo che sarebbe, anche perché ti assorbi quando sei giovane e te lo riporti quando sei più vecchio. Grazie Sandra, hai parlato benissimo, devo andare assolutamente in pubblicità. Grazie Sandra. L'intero corso di laurea in medicina a Treviso entro il 2021 tra ULSS 2 e Università di Padova c'è l'accordo, ora restano da trovare gli spazi. Confermo che stiamo lavorando, siamo a buon punto, diciamo che siamo a un lavoro fatto al 99%, e pensare di avere medicina dal primo all'ultimo anno, visto e considerato che qui già al Cafoncello abbiamo 8 cliniche universitarie, per cui il tema accademico è presente e lo si fa sia in corsia che a lezione. Coronare questo sogno significa portare una nuova facoltà in provincia di Treviso, qui a Treviso. Il governatore ne parla a margine dell'inaugurazione in via Ospedale del nuovo laboratorio della Banca dei Tessuti di Treviso, una delle principali d'Europa, istituita dalla Regione nel 2000. 6.000 i tessuti per trapianto forniti ogni anno. Dal governatore Zaia, per farsi capire, ha detto insomma ottimi pezzi di ricambio.
Beh, di fatto lo sono, un organo che viene trapiantato è un pezzo di ricambio, ma anche un tessuto, fosse anche per un semplice intervento di implantologia dentale, ma anche per cose molto più importanti, per il paziente, più vitali, come può essere. Abbiamo in linea Nadia, poi commentiamo il servizio, che non è un servizio recente, ma è un'altra storia adesso che spiegherà la nostra direttore Troian. Andiamo con Nadia. Ciao Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al dottor Favaretto. Io da aprile-maggio mi è stato diagnosticato un tumore al seno. Sono stata operata e nel frattempo io non ho fatto screening perché mi sono accorta io. Dunque ho fatto i luoghi dove frequento in ospedale e ho visto tante donne dai 60, io ho 75 anni, dai 60 in su. C'era una donna nel mio percorso 87 anni. Allora adesso questo tumore, questo bluff che ha fatto esplodere, ne ho visto tantissime. Da cosa può essere causato? Nadia, per cortesia rimani in linea, siccome Nadia non è una VIP ma è una persona normale che ha detto pubblicamente davanti alle telecamere, ha telefonato dicendo questa cosa, che ringraziamo, perché ci sono anche queste donne qua che hanno il coraggio di dirlo e anche di chiedere. Nadia ha detto che aveva fatto la mammografia, ogni quanto l'hai fatta o la facevi? L'ultima l'ho fatta il 6 giugno del 22. E nel frattempo mi è arrivata la carta che dovevo farla al 20 luglio, ma ormai ero già a posto. Era già in corso. Allora sentiamo come risponde il dottor Favaretto, perché anche queste sono notizie molto importanti. Forse 2 anni sono troppi, è meglio farla ogni anno. Cosa dice il dottor Favaretto? Perché anche qua cominciano a venire i dubbi. Sì, la cosa da capire è se abbiamo la forza per poter fare tutte queste indagini, ecco, perché da un punto di vista ci vogliono non solo i mammografi, ma ci vogliono anche poi i radiologi che le leggano, devono essere lette secondo delle rigide regole, ecco, per cui diciamo non lo so se in futuro l'intelligenza artificiale su questo ci aiuterà, ecco, nel senso che non va a sostituire, però diciamo fa una parte del percorso diagnostico e allora magari basteranno meno radiologi, ma al momento quella delle mammografie diciamo è uno dei punti dolenti, ecco, perché il numero di donne coinvolte è veramente molto ampio e l'allargamento anche sia fino ai 75 e dai 45 allarga di molto la platea. Poi, diciamo così, non sarà il mese, ecco, che cambia da un punto di vista terapeutico, ecco, ci sono tante variabili che devono essere valutate e non è sempre che un ritardo diagnostico di 1 mese, 2 mesi possa così causare dei problemi per la vita e la salute delle persone. Ecco, la guarigione dipende dal tipo di malattia, dalla cattiveria del tumore, ecco, ci sono tante cose che entrano in gioco. Certo, se è possibile farla in maniera estesa, questo sarebbe un grosso punto a favore, ecco, e, diciamo, però ecco, quello che diceva la signora all'inizio, ecco, è una malattia che viene soprattutto con l'età, ecco, andando avanti negli anni la probabilità di sviluppare un tumore è maggiore. Per cui la fascia di età tra i 60 e i 75 è quella più colpita. Comunque non c'è un limite, nel senso che anche una donna di 85, come citava, potrebbe andare incontro ad un tumore, anzi diciamo così, diventa
più avanti si va e più probabile diventa, ecco, non c'è una zona di salvaguardia. Vede, dottor Questo Favaretto, è quanto il- importante anche la telefonata e quello che ha detto lei. Assolutamente. Perché a casa Sì. più di qualcuno diversamente giovane, come li chiamo io, si pensava una volta che superati i 60-65 anni, questa è la storia, avevi superato il fatidico punto di domanda: mi ammalerò di tumore o non mi ammalerò di tumore o di una malattia molto grave? E quando avevi superato i 65 molti dicevano ce l'ho fatta, li ho superati, se arrivavi ai 67-68 niente di meglio. Adesso invece facciamo capire invece che la prevenzione va fatta a tutte le età, questa è la verità. Bisogna fare prevenzione, non bisogna dire mi non vo combattere, bisogna curarsi. Il corpo è una macchina meravigliosa che se si fa la prevenzione forse si riesce ad arrivare ai famosi 100-110 anni come vediamo, specialmente le donne. Noi abbiamo questa figura meravigliosa di centenarie e quando le intervistiamo delle volte diciamo non è possibile. Abbiamo l'università della terza età che fa capire quello che ho detto all'inizio, che tutti hanno il diritto di capire, di comprendere e poi decidere cosa fare. Cosa dice dottoressa Troian? Grazie sempre Nadia. Ma assolutamente, anche perché ci sono due cose che volevo dire. Allora, intanto la prevenzione, oltre ad essere ovviamente fondamentale per tutto quello che ha detto anche il direttore, ci aiuta anche indirettamente nella donazione, no? Perché ovviamente quando, soprattutto nelle donazioni, parliamo di donazioni da vivente così siamo tutti più allegri, ovviamente quando noi dobbiamo fare tutta l'anamnesi da quando uno è nato a quando dona, abbiamo tutti questi esami di screening che quindi ci escludono patologie trasmissibili, rendono ovviamente anche più sicuro il tessuto. E ritornando appunto al discorso invece dei diversamente giovani, devo dirti che quando parliamo di volontariato, quindi tutta la parte relativa a noi di supporto alla sensibilizzazione della donazione, devo dirti che ci sono due grandi gruppi che ci aiutano e ci supportano e sono sempre presenti: i giovani e i diversamente giovani, perché ovviamente hanno magari più tempo, ma proprio ci credono tantissimo, quindi pioggia, neve, freddo, si mettono lì col banchetto ed è bellissimo vedere il giovane e il diversamente giovane, dai, chiamiamolo, permettetemi un attimo anziano, che appunto parlano credendoci moltissimo appunto della donazione di tessuti, di organi, sangue, tutto quello insomma ecco che ci va dietro. Allora, dottor Favaretto, grazie alla dottoressa Troian. Dottor Favaretto, che messaggio vuole dare questa mattina? Cosa vuole dire alle tante persone che la stanno ascoltando e soprattutto questa paura che regna ancora sovrana? Ecco, parliamo di donazione, ma la prima cosa che ferma la donazione è la paura. Quanto male sentirò? No, per carità, no. Mentre le informazioni devono arrivare chiare per avere anche sempre meno paura. Io dico sempre che grazie ai direttori generali, specialmente anche al direttore Francesco Benazzi, è stato uno dei primi ad aprire le sale operatorie alle telecamere. Fortunatamente adesso quando passiamo davanti abbiamo molta meno paura, se non addirittura niente, perché sappiamo cosa c'è dietro la porta. Prima solo passare davanti alla sala operatoria stoccava ferro o si faceva un giro largo perché veramente terrorizzava. Questa è la verità, non c'è bisogno di dire quella che è. Adesso culturalmente ci stiamo un po' allargando, migliorando, proprio perché conosciamo oltre la porta cosa c'è. I ragazzi, dottor Favaretto, io devo assolutamente portarli all'interno degli ospedali, sto cercando di coinvolgere i direttori generali, siccome loro vogliono emozioni forti e vogliono essere intrigati, dove meglio dell'ospedale, i reparti, naturalmente accompagnati da educatori con gli addetti ai lavori che spiegano, ma è inutile che andiamo a fare la lezioncina in classe, per carità serve anche quella, però dobbiamo intrigarli di più, sennò non riusciremo mai ad averli fino in fondo e a capire l'importanza magari anche di questi reparti ospedalieri, cosa si può fare, poi ognuno decide, però intanto hai toccato e poi secondo me l'aria che respireranno sarà sicuramente diversa da quella che hanno respirato fino a poco tempo fa. Prego, dottor Favaretto. Allora, due cose. Anche la precedente chiamata della signora di Padova che aveva parlato appunto di portare l'informazione ai più giovani, questo è fondamentale e diciamo
l'università, diciamo, la terza missione dell'università, che è quella di valorizzare sia la ricerca che la didattica, portandola sul territorio, viene svolta, ecco, nelle scuole, e ci sono queste iniziative e sono anche sempre più frequenti e anche più qualificate. Oppure, diciamo, l'altra cosa che possono fare i docenti delle scuole superiori è di portare i ragazzi dentro all'università, far vedere come sarà, come potrebbe essere la loro carriera in futura, ma comunque sensibilizzarla sia su questi aspetti, ma anche, diciamo, quelli di salute, ad esempio la prevenzione per quello che riguarda l'alcol, il fumo, le droghe, ecco, cioè, tutto questo, se non viene adeguatamente pubblicizzato, ma pubblicizzato in maniera scientificamente corretta, con informazioni che vanno alla radice anche del problema e, diciamo, danno un'informazione qualificata, i ragazzi sono in grado non solo di riceverla, ma di farla propria, ecco, e di capire il reale rischio che si corre con atteggiamenti troppo faciloni, ecco, su quello che può essere il fumo, le droghe sintetiche o quelle naturali, l'alcol, che sono diciamo poi un problema nel futuro, quando uno avrà magari 50 anni, ecco, se ha fumato molto, chiaramente potrebbe andare incontro a neoplasie, se ha bevuto molto potrà andare incontro ad altre neoplasie a livello del fegato, magari non dei polmoni o di altri organi. Tutto questo deve essere valorizzato. Previso adesso alla Claudia Fagiolo, ecco, l'intervista al presidente Zaia sul corso universitario che adesso è attivo tutti i 6 anni, e questo, diciamo, può essere utilizzato per informare i più giovani, ecco. Le porte sono senz'altro aperte, ecco, sia dell'ospedale che della parte universitaria, che comunque insiste sempre nel nostro ospedale. E adesso vi porto a Verona con Sandro. Vai Sandro. Pronto? Pronto? Sì, prego. Allora, stanno parlando... Non ascoltare la televisione, Sandro, parla solo al telefono, non ascoltare la televisione. State parlando degli ospedali, giusto? Sì, anche. Sandro? No, io ascolto, sì, parlo solo al telefono. Prego. Ecco. Allora, il PD continua a dire che da destra, sì, sto parlando al telefono, i PD continuano a dire che continuano a tagliare. Hai il televisore alto, non devi ascoltare il televisore, sennò non andiamo avanti. Sandro, parla il telefono e abbassa il televisore. Sì, l'ho spento. Bravo. Ecco, il PD continuano a dire che continuano a tagliare la spesa sugli ospedali, quando la Lorenzin ne ha chiuso 100.000 ospedali. Allora è tutta propaganda che stanno facendo. Continuano a tirare fuori un caso, tira l'altro, per mandare giù il governo. Ma è ora che gli italiani capiscano cosa vogliono fare quelli lì. Dopo, un'altra cosa, i sindacati adesso non sono mai andati in piazza, adesso vanno in piazza tutti i giorni. Quando che il signore, quello della Fiomli, Landini, continua a aggrapparsi ai pantaloni della Line per attaccarsi, per andare a finire a Roma, quando che noi abbiamo pagato le tessere fino adesso. Loro guardano solo di andare alla carrega. E gli italiani devono capirla questa cosa, gli operai devono capirla, non fare i scioperi.
quando devono andare in piazza. Molto Ok? chiaro Sandro, abbiamo sentito le riflessioni di Sandro, perciò ognuno poi a casa fa le sue, abbiamo sentito anche Sandro. Allora, direttore Troian, quello che però dobbiamo questa mattina come messaggio far capire l'importanza veramente del dono e della donazione. Io sono convinta che le scuole devono essere molto più preparate, perché abbiamo dei ragazzi molto svegli e preparati, e perciò la comunicazione è fondamentale. È inutile che facciamo le cose se poi noi non abbiamo loro. Sono loro che devono essere intrigati, sono loro che devono fare le domande. Io dico sempre, lo dico anche al dottor Favaretto, che io sarei stanca di questi tavoli di concertazione o questi convegni dove parlano i soliti noti. Ci vorrà anche il solito noto, ma abbiamo bisogno dei ragazzi che parlino, che fanno le domande, che cercano di far capire qual è il loro pensiero. Noi li sentiamo all'ultimo momento, sempre molto in fretta, e abbiamo capito che abbiamo gli addetti ai lavori, li ascoltiamo sempre loro, perché bene o male si ascoltano, ma sono i ragazzi che non vengono ascoltati, lo dicono anche loro, capiamo anche cosa vorrebbero fare, cosa non sanno e vorrebbero sapere. Dottoressa. Ma infatti Mirella, se mi permetti, al posto che dare il solito messaggio donate, 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 questo imperativo, vorrei trasformarlo più in grazie a questi programmi, quindi piattaforme importantissime in cui persone di ogni età possono accedere a questo tipo di informazioni, sfruttatele al meglio per riflettere, e se non vi è chiaro qualcosa chiamate gli esperti, siamo sempre lì, ecco, noi non siamo politici, quindi lavoriamo da tecnici, però insomma tutte le altre risposte siamo ben lieti di darle, in modo che poi di conseguenza ne parli con l'amico, ne parli con la mamma, ne parli col papà, col fratello, sorelle, ed è questo secondo me lo strumento fondamentale. Quindi più che il classico slogan donate, 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 quasi un imperativo, vorrei ecco trasformare questa giornata, come tante altre, in uno spunto di riflessione su se stessi. E se ci sono dubbi, noi siamo al servizio ovviamente del cittadino, e quindi ci trovate ovunque, venite in ospedale, ci chiamate, insomma ci mandate una mail, quello che volete, e questo credo che sia il vero messaggio. Ecco. E se magari accompagnate un familiare all'ospedale e aspettate troppo tempo, invece di aspettare seduti annoiandovi o soffiando, fumando sigarette che fanno male, andate a trovare, ecco, che è in via dell'ospedale 3. Ecco, così abbiamo detto anche l'indirizzo, invece di aspettare magari ore e ore seduti là, che noia, ecco, anche al pronto soccorso passate prima di là e poi andate al pronto soccorso, perché ormai arriva il pronto soccorso in 5 e ce n'è uno da visitare. Questa è anche questa triste verità. Come ci saluta, dottor Favaretto? Come vi saluto, ringraziandovi per l'invito di oggi, ma soprattutto per questo tipo di informazione che va molto alla base ed è anche molto molto concreta. Ecco, le persone sento che quelli che intervengono sono molto partecipi, alcune diciamo così con messaggi ecco, un po' laterali ecco, che non c'entravano effettivamente con l'argomento, però ecco, diciamo, è una trasmissione vissuta. Questo fa ben sperare ecco, nel coinvolgimento delle persone fin dalla diciamo così, delle cose nella loro quotidianità, ecco, perché diciamo alcune cose vanno vissute, per cui l'invito anche è quello di andare a vedere queste importanti iniziative. Ecco, la banca dei tessuti è un luogo anche dove si fa cultura, dove c'è anche ricerca, non c'è solo il passaggio di un organo da una persona ad un'altra, ecco, diciamo, c'è anche tutta una valorizzazione. So che c'è una collaborazione importante con l'Università di Padova per anche diciamo così, per cambiare questi tessuti e renderli più adatti, per renderli anche più, soprattutto i tessuti magari di persone anziane che possono essere meno resilienti ecco, nel tempo, vengono diciamo con
con cambiamenti a livello biologico vengono rivalorizzati e diventano organi funzionalmente attivi e più attivi di quanto non lo fossero nella persona che l'aveva donata. Ecco, per cui c'è tutta una parte di ricerca importante che io credo che debba essere valorizzata anche nei ragazzi, come è stato detto prima. Ecco. Grazie, veramente grazie al dottor Adolfo Favaretto, direttore Oncologia Medica ULSS Marca Trevigiana, ULSS 2 Marca Trevigiana, di essere stato con noi, di aver dato anche delle informazioni importanti. Vediamo se la dottoressa Diletta Troian, direttore Banca di Tessuti Veneto, riesce a rimanere ancora un po' con noi. E allora bene, perfetto, allora andiamo in pubblicità. Grazie dottor Favaretto. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza finalmente Roberto Santomaso, presidente Emporio Beato Erico San Vincenzo di Treviso. Grazie di essere qui. È rimasta con noi anche la dottoressa Diletta Troian, direttore Banca Tessuti Veneto. Grazie ancora a Diletta di essere rimasta con noi. Abbiamo anche collegato da Bologna il dottor Marco Mosti, direttore operativo Fondazione Gimbe. Grazie direttore, veramente non so se c'è, vedo un'altra persona. E vediamo anche Patrizio Miatello, presidente associazione Ezzelino Terzo da Onara. E poi arriverà anche il dottor Marco Mosti, direttore Gimbe, ci darà di numeri importanti perché lui si occupa di diffusione e applicazioni, migliori evidenze scientifiche. Allora inizierei proprio da Roberto Santomaso. Allora presidente, ci conosciamo, ci diamo del tu, anche perché il mondo del volontariato è fatto così, soprattutto fa parte anche delle associazioni, abbracciano le associazioni, stiamo cercando di fare rete anche noi, anche se è molto difficile, ma noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta. Ecco, cosa sta succedendo nel 2024? Abbiamo sentito 6 milioni di poveri, abbiamo sentito molte aperture di nuovi banchi alimentari perché c'è questa esigenza. Com'è la situazione, Santomaso? Per quanto ci riguarda, la situazione in termini numerici è abbastanza stabile. Siamo intorno a un centinaio di famiglie che vengono assistite con un supporto alimentare settimanale. Supporto alimentare che consiste nella messa a disposizione di generi alimentari attraverso un market che noi abbiamo lì all'interno dell'Emporio. Diciamo che quello che sta un po' cambiando è la tipologia di utente che viene da noi. Se prima c'erano prevalentemente persone extracomunitarie, adesso cominciamo a vedere persone locali, cioè italiani, che purtroppo per un motivo o per un altro non ce la fanno, o meglio hanno bisogno di un supporto alimentare. E quindi sta cambiando il tipo di persona, soprattutto stanno arrivando persone utenti monofamiliari, cioè praticamente una persona o perché si è separata o perché è rimasto vedovo o perché la pensione non gli basta e quindi c'è questo cambiamento che è in essere, almeno per quanto riguarda l'Emporio Beato Erico. Il problema, e adesso ve lo dice Mirella, che Santomaso ha fatto un numero, ha detto noi seguiamo 100 famiglie. Il problema è che solo a Treviso, allora Caritas, Santomaso con San Vincenzo, Banco Solidale e tutti gli empori e le parrocchie che ci sono, io ho fatto conto che riusciamo a dar da mangiare a più di 800 famiglie, forse superiamo anche i 900. Perché molti dati non li danno, chissà perché, ma i dati sono top secret, non ho capito perché, ma i dati sono top secret, io vi ce li dico. 900 famiglie o quasi vuol dire migliaia di persone.
che se non ci fossero questi banchi solidali, questi empori solidali, non mangerebbero, perché non hanno la possibilità di fare la spesa, oppure molta poca possibilità. Quello che aggiungo a quello che ha detto Roberto Santomaso è che ci sono famiglie con 2 persone che lavorano, perciò genitore, sia mamma che papà, e non riescono ad arrivare a fine mese. Perché pensate, quando uno inizia a pagare 500-600 euro di affitto o mutuo, bollette, macchina, ragazzi che crescono, voi ditemi come fanno a vivere queste persone. E allora si sono avvicinate ai nostri empori, la paura cominciano a metterla da parte, perché quando hai fame cominci a bussare, quando capisci che siamo là per aiutare arrivano. Io ho messo anche le sentinelle, quando c'è una realtà che magari queste persone che vengono vedono anche vicino, poi siamo noi che andiamo a contattarle, perché magari la prima volta non è così semplice, e perciò capite che numeri abbiamo solo a Treviso. Allora questo fa capire l'importanza di capire i 6 milioni di poveri, perché qualcuno ha detto, Roberto, ma non è vero, perché ci sono tante persone a casa che non fanno niente, ci sono persone che vivono con delle rendite date anche dai comuni, perciò 6 milioni non tornano i conti. Il problema è che questo non ha capito niente, che nei 6 milioni fanno parte anche le persone che lavorano, che sono diventate povere. Questo è quello che non viene detto. I poveri non sono più quelli che sono senza lavoro e sono a casa, i poveri sono diventate le famiglie italiane che con gli stipendi o le pensioni che hanno non ce la fanno più arrivare a fine mese. Cosa dici Roberto? Sono pienamente d'accordo con te, Mirella. Diciamo così, il controsenso è che da parte del Ministero ci viene detto a tutti gli empori che le persone possono accedere a un sussidio alimentare se hanno un ISEE inferiore a 9.360 euro. Allora è vero che l'ISEE non è quello che percepisce la persona nel corso dell'anno, però è anche vero che con 9.360 euro annui uno non fa molta strada, e quindi questo limite, almeno per quello che mi riguarda, ma penso anche altri, io se dal colloquio che faccio con la persona vedo che effettivamente la persona è in condizioni di difficoltà, faccio il verbale, firmo, mi assumo la responsabilità e gli do comunque la possibilità di accedere a un sussidio alimentare. Questo perché è appena stato detto, una persona anche una persona che lavora, un operaio, ma anche un impiegato che prenda 1.300-1.400 euro al mese, gli togli via le utenze e l'affitto, se fortunatamente ha la possibilità di avere una casa in affitto, voi capite che rimane ben poco, e quindi se poi hanno più figli ancora di più il discorso diventa pesante, e quindi l'aspetto appunto sempre più importante è quello di valutare quando ti viene la persona là e capire. È chiaro che è solo un colloquio, non possiamo mica entrare nelle case delle persone a vedere se effettivamente hanno o non hanno bisogno, però insomma nel momento in cui ti dice io lavoro o la moglie non lavora perché abbiamo 3 figli piccoli eccetera eccetera, insomma io do la possibilità a queste persone di venire a prendersi generi alimentari, che poi il discorso, ma penso che tutti quanti tutti gli empori stanno valutando sempre di più l'aspetto sì alimentare, ma quello che sta diventando sempre più importante è l'accoglienza intesa come ascoltare queste persone, capire o sentire quali sono le loro difficoltà. E ti posso dire, e tu lo sai anche te Mirella, che ci sono delle situazioni che sono tra virgolette drammatiche dal punto di vista familiare, e quindi solo il fatto di poter parlare, solo il fatto di ascoltarlo, solo il fatto di dargli dei suggerimenti, perché non è che noi possiamo fare chissà quali cose, però questo è un elemento importante per le persone che vengono lì in questo stato di disagio.
Benissimo, grazie Roberto Santomaso. Sentiamo anche Patrizio Miatello, presidente dell'associazione Zelino Terzo da Onare, che anche lui fa parte delle associazioni, abbracciano le associazioni. Dal suo osservatorio invece importante che riguarda proprio l'economia, i soldini che queste famiglie non riescono più a mettere da parte, io non so come siamo messi nelle banche. Certo che se continuiamo così stanno facendo il fondo del barile, lo stanno veramente queste famiglie raschiando, perché non ce n'è più per nessuno, nessuno dice guardate che non è un bel momento. Prego Miatello. Ma il momento, secondo me, è peggiore di quello che si può pensare, nel senso che parlo per il fondo indennizzo risparmiatori che noi siamo riusciti a far istituire trovando i conti dormienti prescritti nelle casse delle banche, quindi non soldi pubblici. Avevamo trovato 2,5 miliardi per pagare, diciamo, la quasi totalità delle vittime del risparmio rubato dalle banche. Abbiamo passato 5 governi. Nel frattempo, dai 2,5 miliardi che abbiamo trovato, ci hanno fatto sparire 1 miliardo. Attenzione, soldi non pubblici, soldi che avevamo trovato nei conti delle banche. Ci hanno lasciato 1,5 miliardi, 1,575. Abbiamo sudato per far arrivare il primo 30%. Nel 2022, per sempre disunione delle associazioni e dei loro avvocati, è stato perso per far cause per errori del reddito patrimonio, purtroppo, che qualcuno gli ha fatto a questi risparmiatori, e sono 3.200. Questi 3.200 risparmiatori però ci hanno fatto perdere un anno. Conclusione: il 17 ottobre 2024 il ministro Giorgetti ha dichiarato al question time al governo in Senato che le rimanenze sono diventate economia dello Stato, quindi non sono, come dice la signora Gabanelli, che ha fatto un comunicato e l'ha ben mandato, perché loro possono, no? Non sono 150 milioni, sono 220 milioni che sono stati portati via a quelle persone che aspettavano con speranza che gli arrivasse ancora qualcosa. Miatello, la interrompo un secondo solo perché salutiamo anche il dottor Marco Mosti, direttore operativo Fondazione Gimbe. Grazie direttor Mosti di essere qua, veramente la ringrazio, perché tutti abbiamo bisogno di capire, anche voi, anche chi siete, cosa fate, ma soprattutto delle informazioni corrette, perché guardi dottor Mosti che siamo nella confusione più totale, ognuno ce la racconta alla propria maniera. Abbiamo molte persone con la maschera, abbiamo molti imbonitori su una popolazione molto fragile, questa è la verità. Siamo fragili e abbiamo bisogno di sentire delle persone competenti. Allora, cosa ci dice, cos'è la Fondazione Gimbe, dottore Mosti? Grazie. Sì, buongiorno a tutti. La Fondazione Gimbe è un ente che da quasi 30 anni si occupa di studiare le migliori evidenze scientifiche, cioè proprio quei dati che nella letteratura, nella ricerca scientifica sono i più validi, i più affidabili. E questo che abbiamo sempre fatto negli ultimi 10 anni, lo stiamo facendo anche con particolare attenzione e interesse sul Servizio Sanitario Nazionale. Allora, come va questo servizio sanitario nazionale, che è molto importante capire? Pensi, dottor Mosti, che io ho ricevuto delle telefonate di persone venete che pensavano che le persone che vengono a curarsi al nord e del sud non pagassero niente. Come se, ecco, capisce perché vi invito, che queste sono informazioni importanti, non sapendo invece che l'ULSS di riferimento pagava questi interventi, queste visite. Prego, dottor Mosti. Sì, esattamente così, proprio quello che lei descrive è il fenomeno della mobilità sanitaria, quindi siccome la sanità è divisa per regione, nei 21 servizi sanitari regionali,
un cittadino che non è del Veneto, risiede in un'altra regione e viene a curarsi in Veneto, chiaramente può usufruire di quella prestazione perché la salute è tutelata a livello nazionale, però la regione di provenienza chiaramente paga quelle che sono le prestazioni che vengono erogate al suo cittadino da un'altra regione. Questo che cosa comporta? Da un lato più risorse che entrano nelle casse della sanità, in questo caso del Veneto, ma dall'altro lato è vero anche che sono prestazioni che vengono erogate e chiaramente bisogna che la regione sia in grado di garantire sia quelle per i cittadini di fuori che quelle per i cittadini della propria regione, e questo in alcuni casi fatica a succedere. Dottor Mossi, ci spieghi anche, sembra che questa autonomia abbia iniziato un percorso, bisogna anche capire che percorso, come non solo il Veneto ma anche ci sono altre regioni, e cosa comporterà proprio se arriverà questa autonomia, così questa bandiera che molti alzano, in fatto proprio di sanità regionale. Ecco, come vede lei dal suo osservatorio questa situazione? Sì, noi abbiamo espresso grande preoccupazione perché indubbiamente noi siamo preoccupati da un lato per le regioni del sud perché già hanno una situazione mediamente, poi ci sono anche casi chiaramente diversi, hanno una situazione mediamente di grande difficoltà a erogare i livelli essenziali di assistenza, che sappiamo sono quelle prestazioni che dovrebbero essere uniformi su tutto il territorio nazionale, perché ricordiamoci sempre che ciascuno di noi, ovunque risieda, ovunque si trovi, dovrebbe poter avere lo stesso diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie. Dico, già da un lato fanno fatica, con l'autonomia differenziata noi ipotizziamo e stimiamo che ne faranno ancora di più. Allora, questo da un lato, e ne abbiamo parlato prima col fenomeno della mobilità, farà sì che ci sia ancora più migrazione sanitaria verso le regioni, diciamo, del nord, principalmente quelle che già attirano molti pazienti, però creerà uno squilibrio, creerà sicuramente maggiori difficoltà nelle regioni del sud, però sarà una cosa da gestire anche attentamente nelle regioni che già hanno un'offerta sanitaria valida e hanno molta cosiddetta mobilità attiva, cioè cittadini che da fuori vengono a curarsi nella regione. E soprattutto questa sanità privata, questo pubblico che è molto in affanno rispetto al privato. La gente a casa non capisce, ma come, se vado nel pubblico non riesco a fare la visita, vado al privato, dopo 10 minuti ho la visita, devo pagare però, e non tutti hanno la possibilità di pagare. Abbiamo parlato prima con Roberto Santomaso, della San Vincenzo di Treviso, la difficoltà delle fragilità, con 2 stipendi non riescono più ad arrivare neppure a fine mese, sono i figli che crescono, affitti o mutui alti, il vivere, qui si sta sopravvivendo. Perché ci tengono nascosta quella che è proprio la verità dei numeri? Quali sono i numeri? 6 milioni di poveri, non sono persone a casa con le gambe sul divano, sono famiglie che lavorano e che non ce la fanno più neppure con 2 stipendi. Ecco, purtroppo di questo non ne parla nessuno o poco, e anche qua molta confusione. Prego, dottor Moschi. Ma guardi, parto da questa sua ultima considerazione. Se noi pensiamo che 2 anni fa abbiamo avuto l'8,7% di inflazione, sicuramente gli stipendi non hanno registrato lo stesso incremento. Quindi sono tante le persone che fanno sempre più fatica a gestire le spese quotidiane. E noi abbiamo richiamato questo dato dell'Istat, secondo cui sono 4,5 milioni le persone che nel 2023 in Italia hanno rinunciato alle cure, di cui 2,5 milioni per motivi economici. Noi consideriamo che le persone, l'ultima cosa a cui rinunciano chiaramente è il cosiddetto carrello della spesa e subito prima a curarsi. Vuol dire che quando registriamo dei numeri così importanti c'è veramente una situazione di allarme. Noi siamo sempre molto equilibrati sui numeri perché siamo dei ricercatori e quindi ci manteniamo su quello che è il dato, però un dato di questo genere allarma anche noi, e anche proprio in occasione del nostro 7° rapporto GIMBE che abbiamo presentato al Senato della Repubblica 2 settimane fa, abbiamo ricevuto un messaggio del Presidente Mattarella che nel farci gli auguri di buon lavoro ricordava proprio come il Servizio Sanitario Nazionale è un pilastro essenziale per la tutela del diritto alla salute, sia come diritto dell'individuo ma anche come interesse della collettività, perché ricordiamo che quando le persone stanno male vuol dire familiari che le devono curare, vuol dire assentarsi dal lavoro, vuol dire rinunciare alla vita quotidiana. Ecco, pensiamo a tutto l'impatto dello stare male
e l'impatto dello stare male e non potersi curare. Ecco, questo a noi veramente preoccupa molto. E preoccupa anche la sottoscritta, perché poi ricevo le telefonate da casa di diversamente giovani abbandonati a se stessi. Io dico sempre, dottor Mosti, che siamo 7.500 associazioni di volontariato, parlando nel Triveneto, però non ci conosciamo tra di noi, qualcuno ci divide, e se poi troviamo l'anziano disperato a casa da solo perché non abbiamo nome e cognome, non possiamo arrivarci, come noi esistessimo. È inutile che ci mettano il fiore all'occhiello, noi dobbiamo farci conoscere chi fa cosa, non che tutti fanno tutto e poi il cane di 7 padroni muore di fame. Questa è la realtà. Ecco, c'è qualcuno sempre che divide, dottor Mosti, ma questa divisione fa male perché colpisce le fragilità che non possono difendersi. Io ieri ho sentito un sindaco, dottor Mosti, ho anche un po' litigato con lui, anche se lo faccio spesso dire la verità ultimamente, perché ha detto che il mondo del volontariato cesserà perché non ci saranno più giovani che faranno i volontari. Io mi sono arrabbiata tantissimo, ho detto non è possibile che passi questo messaggio, i giovani ci sono, bisogna saperli prendere però, perché loro si sono stancati, loro vogliono essere intrigati, vogliono provare, sbagliare, i numeri li abbiamo ancora, siamo noi che dobbiamo andarli a prendere, perché loro non arriveranno mai da noi, perché non si fidano, perché anche il mondo del volontariato ha un certo business che gli fa orrore, questa è la verità, ma nessuno dice. Prego, dottor Mosti. No, indubbiamente quello che diceva lei mi richiama a questi 4 milioni e mezzo che rinunciano alle cure. Noi abbiamo parlato dei 2 milioni e mezzo che rinunciano per motivi economici. Gli altri rinunciano perché, ad esempio, hanno difficoltà a raggiungere la struttura. Pensiamo appunto, come ha detto lei, alle persone anziane sole. Io leggevo l'altro giorno che a Milano un over 65 su 2 vive da solo. E se qualcuno non ha chi lo può accompagnare, questa persona rinuncia alla visita, perché magari quella visita non è raggiungibile facilmente, la persona non ha un mezzo di trasporto oppure ha un orario che non è adatto a una persona magari appunto molto anziana. Quindi non è solo il tema economico, che pure ci preoccupa molto, è il tema, come ha giustamente sottolineato lei, di tutto il sistema che deve aiutare a curare, soprattutto, come abbiamo detto, persone sole, persone anziane magari, che sappiamo quelle che hanno più bisogno di cura. Sul tema della divisione io la ringrazio di questa osservazione, perché noi abbiamo proprio detto che se vogliamo cambiare passo col Servizio Sanitario Nazionale, col fatto che ci sia qualcuno che si prende cura della nostra salute senza altro interesse che curare le persone, e questo è il Servizio Sanitario Nazionale, vediamo i professionisti che quotidianamente si spendono su questo, ci vuole veramente di non dividersi tra chi lavora nella sanità perché magari c'è qualche interesse di parte, tra i partiti politici che possono discutere di tutto, però secondo noi ci sono alcuni temi di cui la discussione, che è sempre sana come dialettica, però non può portare a una divisione. Bisogna convergere da tutti i lati per rilanciare questo Servizio Sanitario Nazionale, che è un bene preziosissimo che il mondo ci invidia e che noi a volte sembra che ci dimentichiamo di avere. Vede, dottor Mosti, io sono inorridita da quello che vedo e sento. Io ho la fortuna di avere questa trasmissione anche con molte eccellenze. Cito uno per dirle, sia il professor Gerosa che il professor Garattini, il quale poi mi stimola ad andare avanti, a fare domande e anche a battere i pugni delle volte, anche se non si dovrebbe fare, comincio a batterli anch'io, perché in Italia funziona così. Chi grida di più, chi batte più forte, ha più voci in capitolo. Allora, quello che mi preoccupa, e mi preoccupa tanto, è che delle volte sento questi medici, ho avuto il presidente dei medici di famiglia, lo dico anche ai miei ospiti, il dottor Gorini, che alla mia domanda, ma scusi, quando il paziente viene dimesso dall'ospedale e viene da voi perché è il punto di riferimento, voi cosa fate con questo paziente? Avete la possibilità di aiutarlo se è solo, come dice lei, dottor Mosti, che a casa, che non ha figli, vive da solo, magari al terzo piano, senza ascensore, ha bisogno di assistenza, cosa che non viene data perché funziona così, non c'è l'assistenza, è inutile che dicano c'è, non c'è. E lui mi ha detto, hai ragione Mirella, noi non abbiamo nessun elenco di associazioni di volontariato. Perciò nel momento che io ho questo paziente e so che ha bisogno di assistenza, non so dove mandarlo. E questo non va bene. Allora abbiamo cercato di porre rimedio a questo, cercando di mandare una lettera in regione e che i medici di famiglia, tutti,
comprese le farmacie, compresi i supermercati, ci siano un elenco di associazioni di volontariato, visto che abbiamo questi numeri, dove la persona, perché è là che si rivolge, farmacia, al supermercato, ormai questo funziona così, i negozi di quartieri sono finiti, e il medico di famiglia abbiano un elenco di associazioni di volontariato. Che ci siamo, abbiamo furgoni da portare anche i pazienti a fare visite adatti, abbiamo tutto. Non ce l'hanno, ma devo essere io, dottor Mosti, a fare questa proposta nel 2024 che andiamo sulla Luna, ormai facciamo i giretti, cioè il medico di famiglia che non ha ancora il numero di associazioni e l'elenco di associazioni di volontariato dove poter mandare questo povero Cristo da solo. Ma le sembra una cosa normale, dottor Muiz? Così sa, ma fate anche voi la ricerca, perché veramente io non riesco più a capire, ma io devo dire questo. Prego, dottor Mosti. Guardi, effettivamente se pensiamo che la riforma del terzo settore del 2017 ancora mancano dei pezzi per completarla, sono passati 7 anni, aiuterebbe per esempio, perché è chiaro che avere un elenco come è il registro nazionale del terzo settore, in cui già sono stati fatti dei controlli, tutta una serie di accertamenti, e si può sapere quelle che sono le associazioni appunto che possono prendersi in carico di questo. Posso capire che magari in tempi passati c'era il tema di come faccio a sapere chi sono, a censirle, a capire che abbiano tutti i requisiti, ma oggi questo ci dovrebbe essere, è anche abbastanza facile. Il problema è che è appunto un problema di connessione, pensiamo anche alla riforma dell'assistenza territoriale, adesso ieri il nostro presidente Cartabellotta è stato audito sulle liste d'attesa, cioè tante leggi, anche riforme che vengono fatte ma mancando un decreto attuativo, risorse, proprio non riescono poi a essere implementate, e di fatto chi ci rimette è il paziente, è il cittadino, resta qualcosa di molto ben fatto sulla carta ma non viene calato nella realtà. Allora sentiamo anche i miei ospiti cosa vorrebbero chiedere e dire al dottor Mosti, perché poi so che ha poco tempo, non rimane con noi tutto il tempo, ma spero di averla anche con un po' più di tempo, dottor Mosti, perché ho bisogno anche di lei per andare avanti su questi percorsi che cerco di fare assieme a queste associazioni di volontariato. Allora le presento la dottoressa Diletta Troian, che è direttore della Banca dei Tessuti del Veneto, che ha spiegato l'importanza anche di conoscere, soprattutto di conoscere queste realtà fondamentali per il nostro bene, per la nostra salute. Prego dottoressa, cosa vorrebbe chiedere al dottor Mosti? Intanto grazie dottor Mosti, intanto è un piacere conoscerla, perché ho fatto tantissimi corsi GIMBE tecnici. La mia domanda in realtà è più per tutto quello che è successo finora. Chiedo, perché magari per mia ignoranza non lo so, GIMBE fa anche corsi magari gratuiti ai cittadini o magari eventi, e perdoni l'ignoranza, magari in realtà li fate, io ho sempre seguito i programmi molto tecnici di medicina, diciamo, che magari possono aiutare, visto che voi avete un patrimonio enorme. Vi faccio davvero i complimenti, perché seguo moltissimo i vostri articoli, anche perché sono molto oggettivi, quindi trattate numeri, non esprimete, diciamo, opinioni politiche eccetera. C'è questa possibilità qua magari all'interno del vostro programma educativo? Io la ringrazio molto per la domanda, perché noi abbiamo proprio lo scorso ottobre lanciato la rete civica Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale. Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale è una campagna che noi abbiamo lanciato nel 2013, dove già notavamo primi scricchiolamenti nella nostra sanità pubblica, e ci fu detto che eravamo in anticipo. Adesso ci viene detto che siamo in ritardo, quindi insomma, diciamo che a volte le cose non collimano, però questa campagna che abbiamo lanciato 10 anni fa, proprio nel decennale, l'anno scorso ottobre, ha visto il lancio della rete civica. Questo vuol dire che noi abbiamo già circa 40 referenti provinciali della rete Salviamo SSN, stiamo lavorando proprio perché i cittadini possano aderire, appunto impegnarsi, ricevere una formazione per portare avanti delle buone istanze nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale e dei vari servizi sanitari regionali, perché tante volte è anche il cittadino, il paziente stesso, che chiede delle cose che, diciamo, mi permetto di dire, non vanno bene, non vanno nella direzione di tutelare e salvaguardare il nostro Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la risposta è sì, ci stiamo attrezzando con questi
coordinatori, questi nuclei di coordinamento provinciali, proprio per realizzare eventi di sensibilizzazione, raccolte fondi e formazione, chiaramente in termini semplificati rispetto a quello che noi condividiamo con i professionisti e con il mondo della ricerca. Per chi voglia approfondire mi permetto di lasciare il sito che è www.salviamo-ssn.it, lì ci sono tutte le informazioni anche per i cittadini per aderire a questa rete civica. Grazie dottor Mostri. Sentiamo se Roberto Santomaso vuole fare una domanda anche lui al dottor Mostri. Più che una domanda, io vorrei fare una testimonianza che riguarda il discorso sanitario e mi spiego. Pochi penso sanno che c'è un progetto nazionale che si chiama Dentista Solidale, che è partito con una convenzione tra la San Vincenzo Nazionale e un sindacato di medici odontoiatri che permette, ma che adesso so che si è esteso ad altre associazioni di volontariato, che permette agli utenti di queste associazioni di portare persone in stato di fragilità, nel senso in stato che non hanno disponibilità economiche, a poter avere degli interventi urgenti di tipo odontoiatrico, tipo l'estrazione di un dente, tipo l'estrazione di una carie, e questo in forma gratuita. Va bene? Basta andare su internet e digitare progetto dentista solidale e tu vedi il motivo per cui c'è questo progetto, ma anche l'elenco di tutti i dentisti a livello nazionale che hanno aderito a questo progetto e che sono disponibili a accogliere persone mandate da queste associazioni per svolgere un servizio gratuito di tipo odontoiatrico. Quando è partito questo servizio? Ma guarda, io l'ho saputo un anno fa, non lo sapevo, è stata la mia organizzazione che me l'ha segnalato, ma ho visto su internet che c'è scritto che altre associazioni hanno fatto questo tipo di convenzione. Infatti io sono partita ancora nel 2014 con un luminare proprio del nostro territorio. No, ma ce ne sono diversi. Sì, ma se nessuno lo sa, eccolo qua, se nessuno lo sa, ecco il cane muore di fame perché ha troppi padroni. Allora io spero che anche queste informazioni, dottor Mostri, siano informazioni importanti perché stiamo parlando di salute e specialmente queste persone, queste fragilità vanno supportate. Ci siamo ma non ci conoscono. Prego dottor Mostri, poi sentiamo anche Patrizio Miatello se vuole fare una domanda al dottor Mostri che poi ci deve lasciare. Prego, Miatello. Io ringrazio molto di questa testimonianza perché ci dà l'occasione di ricordare una cosa, che la cosa più inaccettabile delle diseguaglianze che noi registriamo nel nostro paese, oltre ad essere quella relativa, come noi diciamo, al CAP di residenza, non è solo la regione, perché ci sono anche determinate aree in regioni che hanno buoni livelli di assistenza, dove questi però non sono garantiti nello stesso modo. Sono più spesso le aree periferiche, montane, rurali e così via. La cosa, dicevo, più inaccettabile, oltre a questa differenza che si basa sul CAP, su dove uno nasce, dove uno risiede, è proprio quella socio-culturale economica, perché chi non ha possibilità di accedere a queste informazioni ha un livello di salute, di possibilità di tutelare la propria salute minore, o chi non ha le risorse economiche. Quindi mi fa molto piacere sapere di questa iniziativa, ce ne sono tante. Concordo assolutamente con voi che vanno fatte conoscere, perché le persone spesso hanno difficoltà ad accedere alle cure per il semplice fatto che non riescono ad accedere alle informazioni di cui hanno bisogno. Non dobbiamo pensare che perché per noi è facile andare su internet piuttosto che appunto ricercare un sito o saperlo perché abbiamo dei contatti personali, qualcuno che ce lo dice, ma tanti lo possono sapere magari dalla TV o magari da questi punti, come ha giustamente sottolineato lei prima, di primo contatto, che sono la farmacia, il medico di base,
le strutture sociali preposte. Ecco, pensiamo gli empori solidali, dottor Mosti, gli empori solidali che non vediamo mai un politico, poi mai, come avessimo la peste, forse andrebbero a scuola di qualcosa, anche di umanità, questi certi politici. Ecco, lo dico io, sa dottor Mosti, non lo dice lei. Abbiamo Mirella da Riese, se non mi cade la linea, poi salutiamo il dottor Noce Miatello anche. Allora, vai Mirella, velocissima. Ciao Mirella e i suoi ospiti. Allora io volevo dire, siccome che ho ascoltato bene questa cosa, dei diversamente abili che sono capaci mai come me, per esempio, che ho solo la disabilità, dovrebbe il comune sapere che quelle persone vedove che sono sole scrivere quali sono veramente che hanno bisogno a darti una comunicazione, qualcosa, invece che devi pensare tutto te e hai solo quella reversibilità, anche come curare i denti, che mi sono curato un dente 2 mesi fa, 200 euro dente, e adesso che ho sentito che c'è questo da informarsi su internet, là, che si potrebbe curare gratis un dente, qualcosa, no? Invece devi pagare come l'ho fatto io e neanche a pagamento diretto. Grazie Mirella che conforti con questa telefonata quello che abbiamo detto, il pensiero della comunicazione, che non c'è l'informazione, che non arriva a queste fragilità, ma ci rendiamo conto che non sanno neppure adoperare il telefonino. Poi io oggi ho il banco solidale ed è una tragedia, delle volte veramente una tragedia, perché vedo che qualcuno non li ha accompagnati queste persone. È troppo facile, ecco, digitalizzare, sì, digitalizziamo, ma facciamo anche comunicazione. Come mai in Australia i diversamente giovani adoperano questa nuova tecnologia in maniera molto veloce e facile? Perché li hanno accompagnati, tutto qua, e noi invece zero. Allora Miatello, che domanda, poi salutiamo il dottor Mosti. Vai Miatello. Ma io voglio chiedere, visto che sono stato diciamo coinvolto con dei nostri associati che avendo perso tutto hanno il problema anche loro della sanità. Quindi io ho dei casi specifici e chiedo proprio per questi casi, esempio, una persona è stata operata 1 anno e mezzo fa, a marzo è andato a farsi la visita perché aveva problemi e il primario, il dottore, gli ha detto vabbè, dobbiamo operare di nuovo. Questo marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre mi chiama disperato, nel senso che passato diciamo 2 anni, questo lavorava come dipendente, non poteva, aveva finito la malattia e non poteva iniziare a lavorare, e praticamente io sono andato da questo primario, sono andato a prenderlo perché questo poverino aveva già perso i soldi con la banca. Gli sono arrivati 4.000 euro, li ha spesi fra medicine, cioè cose allucinanti, e sono andato io a prenderlo con la macchina, sono andato in questo reparto, mi sono fatto fare una delega dicendo che tutte le spese, tutti i costi che questa persona ha sostenuto, noi come associazione faremo di tutto per cercare di recuperarli da questo diciamo ospedale. Le chiedo, siccome non è un caso, perché ne abbiamo altri 6, noi come associazione che abbiamo portato molto a casa, chiaro, molto chiaro, Miatello, sei stato chiaro. Allora saluto la dottoressa Diletta Troian e anche Roberto che devono lasciarci. Ecco, sentiamo il dottor Mosti e poi lasciamo anche il dottor Mosti, perché so che deve, se vuole rimanere io sono felice, il dottor Mosti decida lei cosa vuole fare. Rispondiamo al nostro Miatello, Patrizio Miatello, presidente associazione Zellino Terzo da Onara, prego. Sì, adesso al di là del caso specifico che ovviamente non conosco, però quello che è evidente è che ci testimonia che quando c'è un problema di salute iniziano a saltare tutti i riferimenti che sono naturali per la persona, perché ci possono essere costi che non si riescono a sostenere, l'impossibilità di andare a lavorare, tutto il lavoro che ricade appunto sui familiari, i cosiddetti caregiver, le relazioni sociali. Cioè dobbiamo veramente pensare, non perché della salute noi ci occupiamo e quindi ci sembra il tema più importante,
però è veramente una condizione essenziale per poter svolgere la propria vita in un modo il più normale possibile, compatibilmente con quello che sono le patologie. Però se sulla patologia a volte è curabile, a volte no, questo non dipende, questa è la ricerca e la scienza che va avanti per cercare di renderle tutte curabili o tutte meglio affrontabili, meglio sostenibili, però per quello che la scienza ci mette a disposizione noi dovremmo cercare di fare in modo che il sistema nell'insieme, perché poi difficilmente il problema è il singolo medico o il primario o la struttura, è tutto un insieme di fattori, dovremmo fare in modo che ci fosse la possibilità di curarsi, e noi diciamo anche di accedere alle migliori cure senza distinguo di dove abito, di quanti soldi ho a disposizione, come il mio reddito annuo o altri fattori. Quindi questo veramente sono testimonianze che ci fanno capire quanto la salute è, come si suol dire, uno si accorge quando non c'è. Allora, Roberto Santomaso, ci devi lasciare. Sì, allora vuoi fare l'ultima domanda al dottore? Vedevo che scrivevi appunti, che appunti volevi... No, condivido appieno quello che ha detto il dottore e, come dicevi anche tu, quello che la carenza nostra è l'informazione di questi tipi di servizi, in questo caso servizi sanitari, che molto spesso o quasi mai vengono a conoscenza proprio delle persone più fragili, proprio per le persone più in difficoltà. Grazie anche a Roberto Santomaso, Presidente Emporio Beato Erico San Vincenzo di Treviso, grazie di essere rimasto con noi. Dottor Mosti, ci saluta o rimane ancora? Purtroppo un altro impegno alle 11, quindi vi devo salutare, ma torno volentieri con piacere, se avete piacere, in una prossima puntata. Grazie dottor Mosti. Sa cosa aggiungo, dottor Mosti? Che, come ha detto lei, io lo dico tutte le mattine, che io non devo essere fortunata a vivere in quella zona, avere quel medico, quell'insegnante, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, sia da bambino che da ragazzo che da adulto. Quello che mi aspetta di diritto, pago le tasse, io devo sapere e avere quello che devo avere. Purtroppo non funziona così, dottor Mosti, e questo mi dispiace molto, perché stanno veramente facendo molto male alle fragilità, questa è la verità, e non possono difendersi. Grazie veramente al dottor Marco Mosti, direttore operativo Fondazione Gimbe, di essere stato con noi. Veramente buon lavoro e grazie per aver detto che vuole ritornare, mi fa veramente piacere. Buongiorno e buon lavoro, dottor Mosti. Grazie a voi. Allora, sentiamo adesso la dottoressa Troian, che invece rimane ancora con noi dopo questa carrellata importante con questi ospiti. Ecco, che riflessione ha fatto, direttore? Cosa pensa? Ecco, tante osservazioni, tante riflessioni, prego. Sì, sicuramente il sistema sanitario italiano, purtroppo mi tocca usare un termine passato, era un pilastro, nel senso che eravamo fortissimi, eravamo invidiati da tutta Europa. Certo che secondo me tutto è recuperabile secondo me non solo appunto con tutti i progetti che ci sono attuali, ma anche con la volontà dei cittadini, e ho usato apposta volontà perché c'è questo filo conduttore secondo me del volontariato, che ovviamente va dalla donazione di tessuti, che ricordo essere assolutamente volontaria e gratuita, perché non ci può essere alcun tipo di lucro su ovviamente appunto la cessione, chiamiamola così, visto che parliamo di no profit, di parti del corpo, quindi una legge europea, la Convenzione di Oviedo. Però vedi che in tutti gli ospiti, eccetera, questo tema del volontariato, questo tema dei giovani, questo tema del volersi impegnare, informare, sensibilizzare, ogni ospite ha detto almeno una di queste parole chiavi, e quindi credo che sia un po' il filo conduttore di tutti questi interventi che abbiamo fatto, ovviamente più tecnici, più scientifici e più invece proprio con le mani in pasta nell'aiuto delle persone. Però ecco, credo che ad esempio nel nostro mondo della donazione il tema dell'altruismo, il tema del saper sopportare il prossimo, aiutarlo, sia fondamentale, perché ovviamente se io dono
una parte di me lo voglio fare solo a mero fine altruistico, non conosco nessun altro, quindi tutto si basa... Non c'è business. Non c'è assolutamente business, tra l'altro noi appunto non c'è questo regolamento europeo che ci impone proprio appunto che è vietato anche rimborsare il donatore vivente, quindi non possiamo neanche offrirgli un caffè, insomma, ecco, quindi ecco, questo secondo me è fondamentale da ricordare proprio a chiusura un po' di tutti questi interventi fatti che si basano proprio sull'altruismo puro delle persone. Allora andiamo adesso, prima di sentire Patrizio Miatello, andiamo a vedere questo servizio: contrazioni, prestiti, imprese, banche. Andiamo a sentire, poi commentiamo con Patrizio Miatello. Nell'ultimo anno gli impieghi vivi alle imprese sono diminuiti del 4,7% in termini assoluti, meno 32,2 miliardi di euro, ma a nord-est la contrazione è stata molto pesante, addirittura del 7,4%, meno 14 miliardi. Continua pertanto la riduzione dei prestiti bancari alle aziende, che negli ultimi 12 anni a livello nazionale ha registrato una caduta del 27%, pari a 247 miliardi di euro in meno di impieghi vivi in essere. Meno investite dal fenomeno sarebbero le province del Triveneto, con leggeri segnali in controtendenza a Venezia, Padova, Trento e in particolar modo a Trieste. Secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, questo trend rischia di alimentare indirettamente un fenomeno molto preoccupante che ormai non riguarda soltanto le regioni del sud, ma anche quelle del nord: la presenza sempre più diffusa nell'economia reale delle organizzazioni criminali. In questi momenti così particolari, infatti, sono gli unici soggetti che dispongono della liquidità necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà economico-finanziaria. Il calo degli impieghi vivi bancari dell'ultimo anno è sicuramente condizionato dalla diminuzione della domanda di credito da parte delle imprese, dall'elevato costo del denaro e dalla diminuzione degli investimenti in macchinari dovuta all'attesa delle agevolazioni previste dalla nuova transizione 5.0. Tuttavia, i segnali di una presenza stabile e consolidata della criminalità nel mondo delle imprese del nord risalgono almeno da 25 anni. Come dimostrano alcuni studi realizzati dalla Banca d'Italia, a livello territoriale la presenza più diffusa delle organizzazioni economiche criminali si registra nel Mezzogiorno, anche se ormai molte evidenze altrettanto inquietanti segnalano la presenza di tali realtà illegali nelle aree economicamente più avanzate del centro-nord. In uno studio realizzato verso la fine del 2021, secondo la Banca d'Italia, la penetrazione territoriale della mafia SpA è presente anche in realtà del centro-nord, in particolar modo le province di Roma, Latina, Genova, Imperia e Ravenna. Allora, Patrizio Miatello, come commentiamo questo servizio? Prego. Vediamo che questo è il risultato di quello che il sistema bancario non ha fatto negli anni e invece di migliorare è peggiorato. Quindi se io vado in banca per avere un finanziamento e la banca mi chiede garanzie certe, liquide ed esigibili in base agli ultimi parametri del Basilea 4, questo significa che io devo avere soldi che garantiscono il prestito e in sostanza chi può avere il prestito? Chi ha possibilità di garanzie certe, liquide ed esigibili, cosa che purtroppo non, se uno va in banca per dei prestiti, no, se ha soldi non gli servono. Ecco, dopo, se uno ha problemi, l'unica soluzione è quella di andare a alimentare quei sistemi mafiosi che in Veneto già a partire dal 2018-2019 con la cancellazione delle banche si è sviluppato. E questo io ho fatto degli incontri sia col questore a Venezia che a Treviso ed era proprio un argomento che era sotto attenzione e sarà sempre peggio. Perché? Perché le banche, invece di, diciamo, non tutte le banche, per carità, però la vicenda dei Veneto Banca Popolare di Vicenza, la cancellazione, non ha insegnato niente, Poi ci si mette tutto il problema della sanità, perché prima il dottor Marco non mi ha risposto. Io ho concretamente avuto dei problemi con persone che per colpa della sanità
hanno perso soldi e non hanno soldi. Gente che già era stata fregata prima dalle banche, adesso ci si mette anche la sanità, che io per essere curato devo andare a pagare 150 No, lui ti ha euro. risposto in parte, Miatello, ti ha detto non posso andare su dei numeri così ristretti, lui ha parlato Però a la livello responsabilità- nazionale, ha risposto in parte a questo. Ma Però Miatello, la una cosa responsabilità- che volevo chiedere, ecco, dal punto di vista di Patrizio Miatello, questo aiuto delle banche al governo, ecco, Miatello che se ne intende di numeri e di aiuti, è proprio vero oppure è un dare e avere, alla fine vince sempre la banca? Nel caso delle banche venete ha vinto il sistema. Noi siamo riusciti, diciamo, a creare una strada unica al mondo, nel senso che siamo riusciti a portare a casa qualcosa per alleviare le persone, che ha fatto storia e che ha fatto giurisprudenza. Ecco, ovviamente se uno invece di andare a spendere soldi con gli avvocati, che la giustizia non funziona, e li ha risparmiati e in più porta a casa qualcosa, quello è il risultato che abbiamo ottenuto noi. Però alla fine questo governo ha legalmente portato via gli ultimi residui per delle persone che dovevano essere alleviate, non dico totalmente, ma ancora di più. Ecco, quindi chi è che ha vinto? Noi abbiamo avuto delle vittorie, ma sono delle vittorie minime, che da queste vittorie minime dobbiamo imparare e dobbiamo a questo punto prevenire piuttosto che curare, ed è per questo che noi, la nostra attività sarà sempre nella tutela dei risparmiatori. Per quanto riguarda il fondo, inutile girarci attorno, è finita. Si potrà fare un altro progetto, che lo abbiamo già fatto, ecco, per tutelare intanto quello che c'è e poi per vedere se si potrà avere ancora qualcosa, però bisogna ripartire da zero. Ecco, la sostanza... Finalmente è stato detto chiaro e tondo, si chiude tutto, non ce n'è più per nessuno, riprenderemo da zero e vedremo quello che succederà. Allora sentiamo come ci saluta la dottoressa Diletta Troian. Allora sono stati toccati temi davvero importantissimi e ti ringrazio, Mirella, perché sei super nel riuscire anche a creare, no, queste sinergie tra varie persone, professionisti che ad un primo sguardo sembrano così distanti, poi in realtà nei discorsi che facciamo ci ritroviamo. Mi permetto solo di riprendere un discorso che avevamo fatto ancora prima, che era la ricerca, e chiuderei solo con questo dicendo che al di là appunto della donazione di tessuti, quello che è importantissimo è fare ricerca, e di conseguenza appunto l'altruismo che viene dato nella donazione non viene mai sprecato, mai. Quindi anche se poi il tessuto per un qualunque motivo non è idoneo per il trapianto, quindi non va bene, anche per una stupidaggine purtroppo in alcuni casi non possiamo darlo, o li utilizziamo tutti per sviluppare nuove metodiche, nuovi trapianti, scovare il modo migliore per sistemare quella patologia. Quindi ecco, l'altruismo non viene mai sprecato, e nella donazione di tessuti credo insomma che noi cerchiamo di fare il massimo per rendere questa frase insomma reale. E di questo non ci sono dubbi, dottoressa Troian, e grazie di essere stata con noi. Mentre a Patrizio Miatello, come presidente Associazione Azzolino Terzo da Onara, parliamo banche e nuova finanziaria. Questa finanziaria dove il governo, la Premier e anche Giorgetti dice le banche ci hanno aiutato. Qualcuno dice no, non hanno aiutato, anche perché dopo verrà restituito. Lei come vede questa finanziaria, appunto anche con le banche coinvolte? Le banche non aiutano nessuno e il governo italiano sicuramente non è aiutato dalle banche. Diciamo che le banche fanno il loro lavoro e guadagnano, e questo, e basta guardare i bilanci, basta vedere quanto guadagnano. Quindi Giorgetti si è fatto fare un finanziamento dalle banche, punto, che paghiamo noi, perché ormai abbiamo 3.000 miliardi di debito, quindi possiamo pagare di tutto e di più. Detto questo, il ministro Giorgetti infatti è andato a racchiare il barile e porta via 200 milioni al fondo indennizzo risparmiatori. Questo è un fondo che è
Stato sudato con sangue, con centinaia di suicidi, che abbiamo passato 5 governi, dal PD, dai 5 Stelle, tutti hanno concordato. Bene, le risorse, i residui sono messi nel bilancio dello Stato, per carità. Auguriamoci che servano a fare qualcosa di buono, auguriamoci. Però il fatto che le banche aiutano lo Stato, io non ci sto, perché non è così. E al ministro Giorgetti glielo dirò a quattro occhi, chiedendo un appuntamento. Tutto qua. Allora, grazie anche a Patrizio. Quello che io dico, scusa, l'ultima cosa, Mirella. Allora, attenzione, noi andiamo avanti, il nostro progetto è quello di prevenire, non ci fermiamo, si riparte da zero. Ecco, e a tutte le persone dico, state attenti quando firmate contratti bancari, contratti assicurativi, fatevi assistere da qualcuno che non è quello che vi vende i prodotti finanziari, perché sta succedendo una... Sì, ma non è neanche possibile, Miatello, che dobbiamo girare col commercialista e con l'avvocato, perché veramente non ne andiamo più non fuori. Non è educazione finanziaria che qualche associazione o qualcuno dice. Questa è la verità che fa paura. Grazie, devo chiudere. Alla guerra finanziaria. Grazie Patrizio Miatello, Presidente Associazione Zelino Terzo da Onara, grazie ancora alla dottoressa Diletta Troian, Direttore Banca Tessuti Veneto, grazie pubblicità. Altri graditi ospiti, abbiamo in presenza Mauro Dal Ziglio, Presidente Atter Trevise, azienda territoriale per l'edilizia residenziale. Questa mattina non ci facciamo mancare niente, come sentite. Abbiamo anche, spero, collegato Cristian Dornick, che di case se ne intende. Eccolo qua, ecco il... Buongiorno. Dornick, buongiorno Cristian, grazie di essere qui perché parleremo di case, questa mancanza di case, diciamo, per la fascia medio-bassa, perché per le residenze di lusso non ci sono problemi, specialmente anche a Treviso, abbiamo visto e continuiamo a vedere. Allora partiamo però da Mauro Dal Ziglio, Presidente Atter. Com'è la situazione? Un osservatorio importante il suo, certo che se aveste la possibilità di avere molti più risorse economiche, forse queste case forse nascerebbero, le troveremmo. Prego Presidente, com'è la situazione? Allora, buongiorno, grazie Mirella dell'invito, è sempre un piacere venirti a trovare. La situazione abitativa è quella che tutti quanti abbiamo sotto gli occhi, in grosse difficoltà, con richieste che superano di gran lunga le disponibilità. Noi per quello che possiamo ci stiamo muovendo per quelli che sono i riatti, le risistemazioni degli alloggi, ci stiamo muovendo con nuove edificazioni e penso sia sotto gli occhi di tutti i grandi cantieri che siamo partiti nella zona del Trevigiano, quindi a Monigo e un po' più giù dove abbiamo 16, quindi 32, più altri 24 alloggi che stanno crescendo in questo momento, quindi ci stiamo muovendo in questa direzione. Purtroppo il patrimonio Atter è un patrimonio vetusto, un patrimonio che risale gran parte all'ex demanio, quindi con grosse difficoltà. Quello che dicevamo prima che partisse questa intervista, sì, se noi avessimo dei fondi maggiori potremmo investire in maniera diversa, però voglio ricordare che Atter Treviso lavora esclusivamente con fondi propri, con fondi che derivano dagli affitti che oggi sono estremamente bassi perché si cerca di dare una mano a dei nuclei familiari in difficoltà e quindi con poche risorse. Una cosa importante che non è la risoluzione dei problemi ma è un cambio di direzione e quindi voglio ringraziare la Regione è che ad oggi tutte le Atter venete che soggiacciono alla legge 39 hanno l'obbligo di dare una percentuale dei canoni calcolati alla Regione. Qualche giorno fa eravamo tutti i presidenti Atter, eravamo in seconda commissione in Consiglio regionale dove hanno annunciato che dalla nuova legge, con il nuovo bilancio, questi fondi saranno rilasciati alle Atter, quindi non è una cifra importante, ma sarà quella cifra che ci aiuterà ulteriormente a mettere a disposizione alloggi ai nostri cittadini.
Allora, questo per quanto riguarda l'Atter col presidente Mauro D'Azeglio di Treviso. Qui adesso parliamo di case, Christian Dornick, molti appartamenti sfitti, molti lavoratori veramente che cercano un appartamento non lo trovano, la paura di affittare, perché purtroppo abbiamo dei controlli che dovrebbero essere molto più ferrei. Cioè io sono dell'idea che se uno non paga per mesi l'affitto, in qualche modo qualcuno dovrebbe intervenire, perché non è possibile. Siccome siamo il paese dei furbetti, di furbetti ce ne sono tanti, però abbiamo anche brave persone, queste brave persone che pagano quello che fanno i furbetti e non è giusto. Com'è la situazione del suo osservatorio invece, Christian Dornick? Nel mercato libero diciamo che la problematica è simile a quella presentata dal Presidente, cioè c'è una enorme richiesta e molto meno disponibilità di immobili, quantomeno di proprietari ad affittare, come dicevi tu, Mirella. E la realtà è che il mercato è in evoluzione, gli affitti stanno continuando, i canoni di affitto a salire sul mercato normale, ecco, e non riusciamo spesso nemmeno a trovare gli immobili, perché quei pochi immobili che diciamo tornano sul mercato vengono spesso riaffittati dal vecchio inquilino, quindi la realtà è che noi di immobili da affittare ne abbiamo da qualche anno veramente molto pochi. Allora, Christian, come si fa a dare risposte a queste persone? Queste persone che veramente hanno bisogno di un alloggio, abbiamo le fragilità. Ecco, queste case, lo dico anche al presidente D'Azeglio, questi appartamenti molto grandi dove c'è una sola unità, magari anche diversamente giovani, magari senza ascensore, che magari andrebbe meglio un appartamento più piccolo a piano terra, ma c'è la burocrazia, fermi tutti, burocrazia. Allora, quando vogliono, Presidente, la burocrazia esiste. Quando vogliono però la tolgono. Io faccio sempre l'esempio del Ponte Morandi. Non è che un ponte si poteva costruire in 2 anni, invece se si vuole si fa. Perché non si riesce a capire che stanno colpendo le fragilità, stanno colpendo l'operaio, il pensionato, la famiglia che ha bisogno di trovare un alloggio decente. Lei giustamente dice, se io avessi la possibilità farei tante cose, il problema è che anch'io come i sindaci ho la coperta sempre corta. Allora che messaggio vorrebbe dare questa mattina? Perché quando vogliono i soldi li trovano per le armi, li trovano per gli immigrati, li trovano sempre. Quando abbiamo un territorio fragile, per le fragilità i soldi non ci sono mai, e se non ci sono soldi c'è la burocrazia che mi impedisce di aiutare. Prego, Presidente D'Azeglio. 2 passaggi, Mirella, che hai fatto. Allora, sicuramente non si riesce a dare risposta perché non ci sono alloggi a disposizione. Ne è un esempio. Allora, Ater lavora con gli alloggi ERP, edilizia residenziale pubblica. Gli alloggi ERP soggiacciono alla legge 39, quindi alle graduatorie che i comuni fanno e noi assegniamo a seconda delle graduatorie. Però negli anni gli utenti di queste graduatorie hanno sempre un reddito più basso, perché andiamo sempre ad aiutare giustamente gli ultimi degli ultimi. È stata abbandonata la famiglia media, perché la famiglia media, quella che una volta andava ad occupare le case INA, c'era il papà lavoratore, la mamma casalinga o aiuto del papà e 1 o 2 figli. Quelle famiglie là, oggi come oggi, sono considerate troppo ricche per l'ERP e, come diceva poc'anzi l'ospite, troppo povere per riuscire a immettersi nel libero mercato. Ed è per questo che come consiglio di amministrazione di Ater abbiamo voluto dare il nostro aiuto, ma il nostro aiuto è limitato a quelli che sono gli alloggi di non ERP, alloggi non ERP che ne abbiamo qualche centinaio in provincia di Treviso noi. E il 17 del mese scorso è scaduto un bando nel quale abbiamo messo a disposizione circa 14-15 alloggi, ma ti garantisco che c'è stato l'assalto alla diligenza da parte dei cittadini per cercare di accaparrarsi questi alloggi che vanno fuori con canoni sui 300 euro al mese, 200-300 euro al mese, quindi quei canoni che una famiglia monoreddito può tranquillamente garantire la tranquillità della famiglia. Adesso noi stiamo facendo le verifiche e confidiamo in giro di un mesetto di affidare questi alloggi. Stiamo raschiando il barile a vedere se ne troviamo altri, però non è così facile.
Un punto che prima te, e l'abbiamo già ripetuto tante volte, è quello di quelle persone che si trovano, magari avevano un nucleo familiare grosso, negli anni si è ridotto o perché i figli se ne sono andati o perché è mancato uno dei due coniugi, ed oggi sono su un alloggio particolarmente grande. Le mobilità, lo ribadisco per l'ennesima volta, non spettano ad ATER. Le mobilità ATER le fa su richiesta di una relazione sociale fatta dai comuni. In particolare da chi? Dai comuni, i servizi sociali dei comuni. Però, Mirella, io non voglio scagliare una pietra nei riguardi dei comuni, perché avendo fatto il sindaco per 10 anni, mi rendo conto che oggi come oggi, quando ATER rientra un alloggio che è stato occupato da una famiglia per 10-20 anni, ha le certificazioni scadute, ha gli impianti da rivedere, ha i serramenti da rivedere, ha la caldaia da cambiare, quindi si mette in coda a tanti altri alloggi che vanno riattati. Quindi è il caso per spostare una persona da un 2 camere a una camera, avere un alloggio fermo per 6 mesi, forse è meglio che questo stia su un alloggio grande e cercare di dare risposta a più persone. Io capisco la difficoltà, però anche i comuni a volte si trovano in difficoltà a fare queste scelte. Spero di essere stato molto chiaro, però poi aggiungerò qualcosa, ma prima andiamo a vedere il servizio. Nuove case ATER a Treviso, è un servizio anche abbastanza recente che ci fa capire come si sta muovendo l'ATER a Treviso. Andiamo a sentire. Questo intervento, che è un intervento più complessivo, parte con una prima tranche di demolizione di 4 palazzine per il complessivo di 32 alloggi che verranno abbattuti e portati al recupero. Su questi siti nasceranno 2 nuove palazzine per rispettivi 32 alloggi. Demolizione di 4 palazzine ormai fatiscenti al via per realizzare i primi 32 dei 163 alloggi di edilizia residenziale pubblica e calmierata previsti tra la Feltrina, via Cisole, via Castagnole e via La Bassa. Al posto degli attuali fabbricati dunque sorgeranno 2 edifici da 5 piani a consumo energetico pari a 0, 10 milioni e 600 mila euro l'investimento, più della metà dei quali derivati dal PNRR. Conclusione dei lavori prevista entro la fine del 2025. In sinergia con il Comune di Treviso abbiamo voluto questo intervento proprio per dare una risposta a quelle che sono le richieste abitative che stanno esplodendo a Treviso ma anche in tutte le altre città. Contemporaneamente partiremo anche con un nuovo lotto che è qua davanti per la gemella, altri 16 più 16 alloggi. Emergenza sfratti che ha portato sabato gli attivisti dei centri sociali a occupare l'atrio di Cassugana. Noi adesso stiamo assistendo anche a diversi sfratti di persone che avevano dei mutui aperti per l'acquisto di case all'asta e quindi si ritrovano sulla strada. Oramai siamo al terzo, quarto, quinto accesso dopo gli sblocchi, quindi in questo momento le persone vengono messe in strada. Stiamo agendo su più fronti, anche in collaborazione con altri comuni, perché è un'emergenza che sta toccando tutti, e ovviamente stiamo facendo anche un lavoro di responsabilizzazione degli inquilini, perché dalla vecchia legge regionale alla nuova legge regionale è cambiato il mondo. Quindi la casa non è più un diritto per tutta la vita, e questo è il primo assioma, e il secondo, le spese vanno pagate, quindi anche qui l'educazione all'abitare è un altro dei punti che stiamo trattando. Abbiamo in linea Paola, poi commentiamo il servizio. Vai Paola. Sì, buongiorno a tutti, ciao Mirella. Ciao. Allora, potrei mettere all'otto, sono sicura di vincerlo, che di questi appartamenti al 99,9% non andranno certo a qualche anziano o a qualche disabile. Comunque, ecco, volevo dire, a proposito di soldi buttati via, non si capisce perché Padova 600 milioni in partenza per questo tram che ha già fatto fallire un sacco di commercianti, che ha fatto distruggere 7.000 alberi, 600 milioni, quante case per tutti potevano esserci? Ecco, i nostri soldi dove vanno sperperati? Addirittura, parlo sempre di Padova, 1.300.000 euro, cioè 2.600.000 delle vecchie lire, per dare un'ulteriore istruzione a una ventina di bambini rom, siccome che darli torre col pulmin noi non basta, non ci sta, forse vorrà costruire in mezzo a questi 4
abitazioni o caravan, mi pare che ne vuoi assolutamente le case, e gli farà una scuola d'oro. Ma allora, quando sento dire giustamente che bisogna raschiare il barile, le spese, non ci sono i soldi, per esempio, altra cosa, ci sono in vendita case da sistemare, 700 metri quadrati di casa a 200.000 euro, mettiamo ci vorrà anche 1 milione a sistemarle, con 1.200.000 euro di costo, almeno 10-12 nuclei o monofamiliari o qualche anziano magari che è messo agli arresti domiciliari perché non ha l'ascensore, ormai è diventato semidisabile, quindi la sua vita la passa su un letto in un appartamento di 60 metri quadrati. Ma perché non si fanno queste cose di buon senso? Cioè, veramente resto esterrefatta. Adesso questo progetto magari sarà magnifico, splendido, però sicuramente a qualche disabile e a qualche anziano non andrà, e quello che non si capisce, perché una cosa fatta privatamente costa 10, fatta dal pubblico costa 100. Grazie infinite per lo spazio, buona giornata a tutti. Grazie a te Paola. Allora, prima di sentire il presidente D'Azeglio vorrei sentire anche Christian Donnic, ecco, questo giovane uomo che ha intrapreso anche un lavoro un po' difficile, un lavoro di molto ascolto, ma soprattutto la potenzialità, e qua lo dico e vorrei sentire anche dopo il presidente D'Azeglio, Christian, di mettersi tutti attorno a un tavolo. Tutti attorno a un tavolo e cercare di capire come risolvere la situazione. Ecco, lei è giovane, vedete che è un ragazzo giovane che capisce anche l'importanza della casa. Ecco, molti ragazzi non si sposano più, non fanno più figli perché mettere su famiglia è problematico, è molto problematico. Ecco, come vede la situazione proprio da uomo giovane, Christian, e cosa si potrebbe fare secondo lei, visto che sa di cosa si parla di casa, bene comune, bene rifugio, chiamiamolo come vogliamo, però ci sono ma non le affittano, non ci sono perché non le posso costruire per le famiglie di una certa fascia sociale. Prego Christian. Beh, per quanto riguarda i giovani, quello che è sicuro è che oggi, sia se si vuole acquistare un immobile, sia che si voglia andare in affitto, innanzitutto bisogna essere due lavoratori, perché i costi sia di un mutuo, ma anche e soprattutto quelli dell'affitto, che oggi sono sicuramente superiori a quelli dei mutui, non possono essere sostenuti da una famiglia, da un nucleo monoreddito. E quindi una delle difficoltà sicuramente è quella di avere un reddito adatto a farla questa famiglia, perché poi finché si è in due ci sono dei costi. Se poi addirittura si mette in cantiere un figlio o più di uno, i costi aumentano quasi esponenzialmente. Quindi questa è la prima problematica che io vedo. Molto spesso vedo che invece per quanto riguarda le persone magari più anziane ci sia anche un po' di reticenza nel cambiare. Io vedo che spesso ci sono delle persone che vivono appunto in queste case magari nelle quali stanno da molti anni, che quindi hanno degli impianti vetusti che sono anche molto costosi sia da scaldare, raffreddare, mantenere, e fanno un po' fatica, anche se imbeccati, nel andare in un nucleo più piccolo. Ecco, io qua parlo ovviamente di un mercato libero, non di affitti in atero, queste cose qua. E proprio spesso vedi queste persone che magari vivono in 2 stanze di una casa che ha 250 metri quadri, però comunque non cambiano, rimangono lì. Talvolta bisognerebbe un po' magari aiutarli, farli capire, però lì c'è un po' l'aspetto, diciamo, dei ricordi, no? L'aspetto un po' più legato alle cose materiali, ecco, che si fa fatica a scalfire, ecco. Però Christian, in altre realtà nostre, anche del territorio, anche non molto lontane, c'è questa condivisione della casa, magari anche con gli studenti universitari. Siccome è passato il messaggio che i giovani sono tutti delinquenti, spacciatori, assassini, girano tutti col coltello, capisce bene che finché sentiamo questi messaggi, a poche persone, specialmente diversamente giovani, viene voglia di mettere in casa qualcuno.
Io invece penso che abbiamo molti bravi giovani. Per questo ho detto prima, se forse ci sediamo tutti attorno ad un tavolo e riusciamo a capire come recuperare, mettere anche in sicurezza, far sentire anche meno soli queste persone, non sarebbe male. Il problema è che siamo sempre divisi. Allora Christian Dornick parla da solo oppure un convegno con quello che lo riguarda, l'Ater parla col comune, con gli addetti ai lavori di quello che riguarda, alla fine quello che è a casa poi non trova la soluzione. È così difficile forse lavorare in squadra. Presidente, lei è stato sindaco, faceva parte di una squadra, perché la giunta è una squadra che lei sceglie, seppur non arriva dalla segreteria l'input. A Quinto no. Ecco, non diciamo, ma in molti casi l'abbiamo visto purtroppo. Ecco, sedersi attorno a un tavolo e capire che forse si può fare qualche passo in avanti, coinvolgendo anche la popolazione, capendo che magari se tu a queste persone ci vai a parlare con le persone giuste, con persone che veramente competenti e sanno, cioè non può passare il messaggio che io sento la solitudine, sono a casa da sola, nessuno mi aiuta, nessuno mi accompagna. Ieri ho avuto un primario ortopedico che ha detto: quando dimettiamo questi anziani hanno bisogno di persone che li accompagnino anche in casa, che li spostano. I ragazzi dove sono? Perché non mettiamo questi ragazzi? E dove ci sono? Il problema è che funzionano ma non li vediamo, non ce li fanno vedere, Presidente. Questi casi di persone che hanno in casa altri ragazzi sono strafelici, hanno ripreso una nuova vita. Perché non proviamo almeno di capire? Ne mettiamo 3, ma ne abbiamo già messo 3, in futuro ne metteremo 5. Cosa dice? Poi sentiamo anche Christian Dornick. Prego, allora, Presidente. Su questa idea, su questa iniziativa, su questo nuovo modo, che possiamo chiamarlo co-housing, possiamo chiamarlo, dargli tanti nomi, vorrei ricordare una cosa. L'Associazione di Comuni, in collaborazione con la Regione, ha modificato un articolo della legge 39, che è l'articolo 46, dove prevede che tutti, ripeto, tutti i comuni possano richiedere ad Ater 2 alloggi all'anno su progetto sociale. Quindi il comune della provincia di Treviso ci chiede 2 alloggi, noi li diamo se c'è un progetto fatto, quindi gli attori sono Ater, proprietario, comune che prende gli appartamenti e una cooperativa sociale che fa un progetto. Questi progetti di co-housing... Posso essere anch'io, ad esempio? Se hai una cooperativa sociale possiamo farlo, e se hai l'accordo con il comune, perché io il rapporto diretto ce l'ho col comune. E su questi alloggi possono nascere degli alloggi per studenti, possono nascere per gli alloggi per mamme con figli in difficoltà o vittime di violenza, tantissimi bei progetti. La provincia di Treviso sta rispondendo bene, ci sono comuni in cui ci stiamo già muovendo, però noi siamo a disposizione per cercare, come dicevo prima, dare una risposta anche a quelle persone che oggi sono dimenticate, perché il guaio è essere dimenticate. Vorrei fare un passetto indietro a quello che ha detto la signora Paola prima. La signora Paola prima ha commentato in maniera positiva le immagini di quell'avvio dei lavori, della feltrina, della demolizione di quei fabbricati, e vorrei dire a tutti, quando passano sulla rotonda dello stadio da rugby, di buttare l'occhio, perché tante volte è facile criticare il pubblico, però da quell'inaugurazione, da quelle immagini là, oggi siamo a livello della copertura dell'immobile, quindi l'impresa ha lavorato estremamente velocemente, quindi gli scheletri sono in piedi. Quegli alloggi là saranno tutti alloggi di edilizia residenziale pubblica, quindi alloggi che verranno dati a seconda di una graduatoria che avrà dei punteggi dati dalla legge regionale. Quindi dire che non ci andranno dei disabili, dire che non ci andranno delle persone anziane, non lo trovo corretto, perché andranno quelle persone che raggiungeranno il punteggio per. Un'altra cosa che vorrei dire, noi, che magari c'entra poco, però penso sia un'operazione estremamente importante e voluta in maniera forte dal Consiglio di amministrazione, noi abbiamo messo a disposizione, come previsto, una percentuale di alloggi, che sono 9 alloggi che verranno date alle forze
forze dell'ordine che tramite la prefettura hanno aperto un bando e ci stanno dando adesso, proprio in questo periodo, lo scorrimento della graduatoria per assegnare a queste persone che magari sono dei giovani poliziotti, dei giovani agenti che lavorano nelle carceri o in prefettura, che magari arrivano da altre zone d'Italia e si trovano un po' spaesati e con uno stipendio che magari non è milionario, ma a dover cercare magari di portare la propria famiglia. E anche un senso di sicurezza, magari anche perché sono brave persone, magari anche loro magari possono fare quel passo in più, che magari hanno un numero più vicino per mettere in sicurezza se vedono situazioni un po' allarmanti. Io sono convinta di questo. Gianfranco Valeri da Cessalto, poi andiamo da Cristian Donnic. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno. Buongiorno ai suoi ospiti. Buongiorno Presidente. Ecco, buongiorno. Signor Presidente, io quando hanno fatto il 110 sono andato subito, sono quasi svenuto. Perché come mai si fa il 110? C'era tutta questa montagna di soldi, io ho detto subito, ho telefonato subito alla Mirella, ancora appena uscito. Ecco, perché non si è devoluto solo il 110 per tutti i fabbricati pubblici, che potevano essere le case popolari, le scuole, tutti i vari edifici? Ecco, non mi dica che voi l'avete fatto perché magari questo è un altro discorso. Doveva essere fatto studio, perché se lei viene qui nel mio paese, le porto io a vedere dove hanno messo a posto le seconde case e le case ai ricchi. E poi le dirò di più, ha capito il discorso. Uno, il papà ha messo a posto la casa, la villa per 110, il figlio ha comprato il mutuo da uno normale, ha dovuto fare il mutuo. Ecco, allora volevo una risposta. Buongiorno e grazie, buon lavoro. Grazie Gianfranco. Allora, prima di rispondere il Presidente Mauro D'Argiglio, sentiamo anche Cristian come risponde, come commenta queste risposte e domande anche che il cittadino si pone. Molto lusso, il lusso tira tantissimo, non ci sono problemi, poi rimane chiuso perché hanno magari 20 case, 20 palazzi, perciò intanto investo, lo lascio là, sì, ciao. Perfetto, prego Cristian. Da questo punto di vista negli ultimi anni soprattutto la forbice è aumentata tantissimo. Vediamo che il mercato del nuovo ha dei prezzi che sono, come dire, di nicchia ormai, cioè solo una piccola percentuale della popolazione può permettersi la possibilità di acquistare un immobile nuovo, non solo in città ma anche in provincia, che i valori che riscontriamo di un immobile nuovo in provincia rispetto a anche solo 5-10 anni fa sono almeno il 30% in più, almeno, ma anche di più. E questo ovviamente ha creato ha spaccato proprio il mercato. Da un lato appunto c'è chi richiede il nuovo e quindi pretende determinati tipi di standard, di fitture e soprattutto tecnologici, ok? E poi invece ha aperto, anche rivalutando in un certo senso, il mercato dell'immobile di media età, un immobile che è ancora utilizzabile, abitabile, che ha degli standard ancora vivibili, e allo stesso tempo, soprattutto mi ricollego alla telefonata del telespettatore che ha fatto adesso, il 110, in realtà quello ha creato un vero solco, perché probabilmente non è stata, come dire, recepita dal mercato quella che voleva essere l'intento del 110, e anzi gli immobili fatiscenti, rustici, dove sono da fare comunque lavori importanti sia a livello di finiture ma anche soprattutto a livello impiantistica e equipaggiazione, in realtà hanno perso terreno rispetto agli altri immobili in vendita, e c'è pochissima richiesta, pochissimi si vanno a mettere nei casini, come si può dire, per ristrutturare un immobile quasi da zero. Lei ha un cartello dietro, Cristian, benvenuta a casa. Qualcuno dice maledetta casa, quanto mi costi o quanto costi, benvenuta, ma sei anche maledetta perché veramente spese di condominio, tutto quello che gira attorno è veramente, io ho degli anziani che dico Mirella,
o pago l'affitto o mangio, devo decidere cosa devo fare. Spiegatemi voi con 600 euro di pensione, se non ci fossero questi empori solidali, queste parrocchie che aiutano questi fragili, anzi ringrazio i miei volontari anche oggi che in questo momento stanno distribuendo questi aiuti, perché veramente sennò io non so che fine farebbero queste persone. Pensate che delle volte addirittura sono i vicini che li accompagnano, poi il Presidente mi dicono guarda che macchinone che ha Mirella fuori che va a torsi a spesa, perché almeno stessero zitti qualcuno, qualche politico di turno, visto che in provincia che ne c'è tanti che gira, forse capirebbero di più cosa vuol dire, ecco, anche l'umanità di certi vicini che vedono la persona e dicono non hanno neppure i soldi per prendere l'autobus, certi, pensate, neppure i soldi per prendere l'autobus, perché non sono tutti diversamente giovani, sono anche famiglie purtroppo con situazioni molto particolari. Prima di rispondere abbiamo Tamara da Spresiano. Veloce Tamara, ciao. Ciao Mirella, ascolta, volevo fare una domanda al presidente dell'Ausa di Treviso. Dell'Ater. Allora io... Sì, l'Ausa, scusa, sono via. Volevo chiedere una cosa. Allora, io sto cercando casa perché avrei piacere di farmi una vita. Però purtroppo ultimamente mi dicono che non c'è casa, non c'è posto, non c'è... Si inventano 1500 scuse. Io voglio dire una cosa, ma tutte quelle persone che hanno il reddito alto, perché non vanno nelle case popolari? Perché non lasciano le case a chi ha più bisogno, ai fragili, ai disabilitati abili, soprattutto agli anziani? Tamara, fermati un secondo, Tamara. Tu riusciresti a pagare un affitto e che affitto riusciresti a pagare? Beh, io ho un buon stipendio, insomma, cioè, dipende anche dal stipendio che prendi. Ma grosso modo i 200-300 euro, diciamo, riusciresti a pagarli? Sì, 300-350. Grazie Tamara, molto chiara, devo andare avanti, ma ho capito benissimo, io conosco la situazione di Tamara. Tamara è una persona che ha il diritto di rifarsi una vita, però ha anche un lavoro, avete sentito, e lo dico anche a Cristian, però non riesce a trovare una soluzione. Prego, Presidente D'Azeglio. Allora, un passo indietro, Gianfranco. Gianfranco prima ha nominato il 110, secondo me quella è stata una guerra finanziaria, perché non ha colpito sicuramente quello che doveva fare, c'è stato l'inserimento di tante furboni che oggi si vedono che sorgono a destra a manco e ha indebitato totalmente lo Stato italiano. Quindi per me il 110 è stata una rovina totale. Ater Treviso sì, ha fatto una scelta di fare qualcosa col 110, però a differenza di altre Ater, anche venete, che oggi si trovano in grossa difficoltà, abbiamo fatto la scelta di lavorare esclusivamente nel nostro cassetto fiscale, cioè non abbiamo fatto nessuna cessione, abbiamo anticipato e quindi pagato tutti i fornitori sono stati pagati totalmente e siamo andati in detrazione di quello che sono le tasse che regolarmente Ater paga, quindi un'operazione fatta in maniera regolare e andata tutta a buon fine. Quindi questo è quello che penso per quanto riguarda l'Ater e il 110. Tamara da Spresiano, forse se eravamo qua qualche giorno prima, c'era un immobile, quelli che dicevo prima, di non ERPA a Spresiano, e quindi spero che lei lo sapesse, abbia fatto la domanda e le auguro buona fortuna. Non lo sapeva, posso assicurarlo. Non lo sapeva, questo è un peccato. Quello che diceva lei, che io concordo, è giusto che uno entri su un alloggio Ater, un ERP, e si trovi tranquillamente per tutta la vita tranquillo? No, non è giusto. Non è giusto, e questa è la linea che ha preso la legge 39. La legge 39 che prevede una revisione quinquennale dei canoni, dei redditi. La legge 39 è entrata in vigore nel 2019, quindi proprio quest'anno sono uscite tutte le richieste delle nuove ISEE, delle persone che sono dentro. Lo scaglione per l'uscita non l'ha decisa Mauro D'Azeglio, non l'ha decisa l'Ater Treviso, ma c'è una legge. Garantisco che chiunque supererà quella soglia sarà nostra premura non allontanarli, ma recedere il contratto.
E anche questa è una cosa chiara che va detta, perché non è possibile continuare girandosi dall'altra parte, perché il sistema è quello e funziona così. No, il sistema deve essere cambiato, è un sistema italiano che fa acqua da tutte le parti, non parliamo delle scuole, non parliamo delle RSA. Ecco, purtroppo noi abbiamo risposte anche veloci, devono arrivare, perché abbiamo una denatalità e una popolazione diversamente giovane che sta aumentando in maniera incredibile, per non parlare della povertà. Allora, sentiamo come si saluta Cristian Dornick e cosa vorrebbe dire il presidente dell'ATE, oppure un messaggio che vorrebbe, fare questo tavolo, mettersi assieme, capire, perché bisogna dare pure delle risposte. Cioè Tamare l'ha detto chiaro, io potrei parlare anche un affitto, ma non lo trovo possibile, non troviamo delle soluzioni. E quanti appartamenti sfitti ci sono che non vogliono affittare? Perché di questo nessuno ne parla. Quanti? Perché per paura chissà chi entra, chissà poi se mi paga l'affitto, chissà se poi riesco veramente ad avere quello che mi aspetta di diritto, perché non riesco più a mandarlo via. È così, Cristian? Sì, assolutamente. Immobili chiusi, immobili sfitti, ce ne sono tantissimi. E forse c'è anche un po' di disinformazione, perché in realtà, a parte la paura che è all'ordine del giorno, ahimè, la gente crede che se qualcuno va in affitto poi non gli paga l'affitto. In realtà sono sempre situazioni molto difficili. Poi tipo, se qualcuno si affida magari a dei professionisti, a noi prima di affittare un appartamento a una persona gli facciamo diciamo uno screening ai raggi X per cercare di capire quantomeno che sia solvibile, e poi soprattutto che sia una persona per bene. Ecco, questo è che si viene fatto più a sensazione questa seconda parte, però grazie all'esperienza anche questo si riesce a fare. E chiaramente le cifre che diceva Tamara nel mercato libero sono impossibili, cioè non affitti quasi più nemmeno, non dico un garage, ma neanche una stanza, 300-350 euro al mese. Una stanza sì, da studenti diciamo, ma non oltre, condividendo il bagno probabilmente. Quindi, come dire, ci sarebbe bisogno di far capire alla gente che mettendo in locazione gli immobili adesso, con la tassazione, con la cedolare secca al 10, insomma gli introiti sono positivi, e affidandosi magari a degli esperti del settore delle agenzie immobiliari professionali, sicuramente si può trovare un cliente che pagherà l'affitto e tratterà in maniera corretta l'immobile che gli viene affidato. Ecco. Però c'è anche da dire, Cristian, che tu vuoi un determinato affitto, ma mi devi dare anche un determinato appartamento. Io delle volte entro in situazioni che dico, ma ho capito che è un privato, ma non è che questo privato può avere sempre ragione in base alla richiesta di affitto che vuole, perché il mercato è questo, non può funzionare così, perché veramente ci sono degli appartamenti che quando sento cosa pagano di affitto mi vengono i brividi, ma in Italia funziona così, i furbi hanno sempre la vittoria. Allora, Presidente D'Azeglio, come ci saluta, che messaggio vuole dare? Ma io voglio dare un messaggio di speranza anche per tutte quelle persone che stanno cercando una loro indipendenza, stanno cercando anche un percorso di vita. Noi da parte nostra continuiamo a lavorare in questa direzione. Mi viene da pensare che è la normativa che va modificata. Quello che diceva poc'anzi Cristian, è vero che è difficile entrare negli alloggi, però io mi metto anche nei panni dei piccoli proprietari. I piccoli proprietari sì, hanno una cedolare secca se i comuni hanno aderito al 10%, ma quando un piccolo proprietario si trova alla cedolare secca, si trova le spese condominiali, si trova l'IMU che è esponenziale per quanto riguarda le seconde case, e poi quando ha degli inquilini che sicuramente gli screening vengono fatti, ma per Covid, per qualsiasi, la storia la dice lunga, si trovano in
difficoltà, quel proprietario non è garantito della sua proprietà perché non rientra più in possesso o ha grossissime difficoltà. Se poi c'è un minore all'interno, ciao. Ecco, è qua in effetti che la politica deve intervenire. Bravissima. Qua è la politica, perché se ognuno facesse la propria parte, forse non saremmo arrivati a questi risultati. Condivido. Il problema è che ognuno gira per conto suo e noi ci ritroviamo in questa situazione. Però noi oggi dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e cercare di dare una mano a tutti quanti. Per fortuna che viene da ridere al Presidente, il bicchiere è mezzo pieno. Trova il mio bicchiere, va bene, facciamo finta di averlo mezzo pieno, un quarto magari, no, proprio mezzo. Grazie veramente a Cristian Donnica, affiliato Tecnocasa Treviso, grazie a Mauro D'Argiglio, Presidente Atter Treviso. Grazie a voi. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie. Impepata di cozze. La mbabate di cozze, come viene chiamata a Napoli, l'impepata di cozze, è uno dei piatti della cucina italiana più semplici da preparare, ma allo stesso tempo uno dei più gustosi e graditi, grazie anche alla sua versatilità. Può essere infatti servito sia come antipasto che come secondo di pesce. Ingredienti per 4 persone: 1 chilogrammo di cozze, un limone, prezzemolo, pepe. Grattate accuratamente e lavate le cozze sciacquandole più volte in acqua fresca. Versatele in un'ampia teglia, cospargetele con il pepe e cuocetele senza acqua a fuoco vivo con il coperchio. Mescolate spesso. Quando tutti i gusci saranno aperti, aggiungete abbondante prezzemolo tritato e portate in tavola. Servite con un quarto di limone da spremere su ogni impepata. Non aprite eventuali cozze che non si sono aperte durante la cottura. Buon appetito!